E come tutte le mattine, anche questa mattina leggeremo una paginetta di questo bellissimo libro, Il viaggio di mamma Teresa, questa donna, questa mamma con 6 figli, ma anche ne basta uno che non torna e lei si mette su questo viaggio perché lui vuole trovare questo figlio. La guerra glieli aveva portati via tutti, 5 sono tornati, ma Iadace non era tornato. Alla ricerca di Anadace. Per 4 estati sono andata in montagna e nel periodo invernale mi interessavo a preparare i miei documenti e per ottenere il passaporto. Mandavo gli incartamenti a Roma e mi venivano respinti. Io aspettavo un po' di tempo e poi li inviavo ancora e ancora venivano respinti. Io non mi perdevo d'animo e intanto da Roma mi facevano sapere che le autorità germaniche non permettevano ai civili di entrare nel loro territorio, fintanto che non fossero cambiate le disposizioni. Mi sono recata allora in questura per chiedere spiegazioni. L'impiegato mi trattò molto male, tanto per cambiare. Non voleva ascoltare il motivo per cui ero andata lì. Visto che con giusta ragione non mi arrendevo, chiamò l'usciere dicendogli di andare in archivio e di trovare la pratica di passaporto respinta da Roma e di portargliela. È sempre qui fra i piedi, soggiunse. Gli dissi che avevo il diritto di capire cosa c'era scritto e lui, con uno scatto da rabbia, lesse forte. Aspettate che devo girare la pagina. Respinto il passaporto alla signora Mascellani Teresa in Zerbini perché le autorità germaniche non permettevano ai civili di entrare in loro territorio, ma di quando in quando passare da questo ufficio perché se la circolare cambierà si otterrà il passaporto. Ne avevo abbastanza. Gli dissi di nuovo il mio parere e lui mi spinse fuori. Io continuai a fare richiesta finché a giugno del 1950, dopo tanto girare per gli uffici, finalmente mi consegnarono il documento. Mi ricordo che mio marito non era assolutamente contento che partissi per un viaggio così lungo e nemmeno i miei figli erano contenti, ma io avevo questo desiderio e non ascoltavo nessuno. Questo viaggio di queste mamme che anche questa mattina, come ve lo ricordo sempre, stanno cercando i loro figli o trovano i loro figli morti perché qualcuno ha perso il lume della ragione. Le guerre non servono a niente, arriva sempre poi la pace, l'armistizio, arrivano le ricostruzioni, ma i morti non arrivano più. E sono i nostri giovani, già ne abbiamo pochi, pensate voi. Vi presento subito gli ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza l'avvocato Luca Pavanetto. Buongiorno avvocato. Buongiorno, Pavanetto, Mirella. Che fa parte anche del direttivo dei Veneti Scacciati dalla crisi, che ringrazierò sempre, lui e sua figlia, veramente, anzi a proposito compie gli anni, anche se lui non vuole dirlo, lo dico io, perciò auguri avvocato. Non Grazie. Le chiederò l'età, anche se non è una donna, ma non gliela chiedo. Ancora un bambino. Però mi faceva piacere fare gli auguri all'avvocato Pavanetto, che se li merita tutti. Grazie. E Mirella. Assieme all'avvocato Pavanetto c'è anche il dottor Antonio Mattiuzio, è un bancario, è vicepresidente anche del club Inter e Mazza, perciò di San Donà di Piave, perciò chi è appassionato di calcio sa di cosa sto parlando. E non so se è già collegato, eccolo qua, Roger De Menec, ex deputato del PD, collegato da Belluno con noi. Stamattina non ci facciamo mancare niente. Buongiorno. De Menec, come sta? Buongiorno a tutti, sto bene. Respira bene là, Belluno, adesso che sono finite le Paralimpiadi, non le Olimpiadi, le Paralimpiadi, poi ne parleremo, l'ho invitata apposta perché sono rimasta disgustata, ma non importa, adesso presento i miei ospiti. Allora, avvocato Pavanetto, cosa ci racconta? Ecco, queste truffe, queste fragilità che non riescono a difendersi, sì. Arrivano in casa da tutte le parti, dentro, fuori, col telefono, col cellulare, ecco, per non parlare anche sì. Di numeri delle banche. Qui abbiamo un bancario che ti arriva, fa il bonifico, fai qua, ma come possiamo per mettere un po' di sicurezza? Cioè, dov'è la nostra privacy? Dove è andata a finire la nostra privacy, avvocato? Allora, diciamo che stiamo assistendo a uno stillicidio continuo di quelle che sono le truffe informatiche. Se noi potessimo fare una statistica ormai tra truffe informatiche e tutte quelle questioni che si portano appresso, perché il mio osservatorio, quello che vedo in ufficio tutti i giorni, vedo persone coinvolte in queste truffe che sono sia persone, come a noi piace dire, Mirella, diversamente giovani o diversamente abili, ma anche persone che hanno titoli di studio, persone che hanno professioni, perché purtroppo i meccanismi di queste truffe informatiche sono sempre più raffinati. Cioè, siamo arrivati al punto in cui ricevo telefonate in cui mi vengono dette, questo mi raccontano i clienti o mi fanno sentire poi le registrazioni, dei veri e propri call center che imitano il call center
banca. E i prelievi che vengono fatti sono prelievi importanti, perché si comincia sempre con i 200 o 300 euro, poi prospettano guadagni importanti, se no propongono guadagni che sono basati o sul petrolio o sull'oro. Adesso poi con la speculazione della guerra assistiamo a un ulteriore proliferare di reati di questo tipo, e poi quando ti arrivano ti chiedono: avvocato, cosa posso fare? E sono combattuti tra la vergogna di raccontare una cosa di questo tipo, perché dicono: come ho potuto andare in mezzo a una situazione di questo tipo, e invece la giusta esigenza di tutela. Ma dobbiamo dire a tutti che le tutele ci sono, bisogna fare le querele, bisogna farsi assistere, bisogna procedere fino in fondo. Ci sono anche le rogatorie all'estero, perché poi sono sempre coinvolte società, guarda caso, di paradisi fiscali. Ecco, non bisogna aver vergogna per cose di questo tipo. Certo che, visto il proliferare di cose di questo tipo, è bene prestare la massima attenzione, nel senso che qualsiasi messaggio arrivi, che sia le poste, che ti chiamino qualcuno perché hai smarrito, devi cambiare i tuoi dati, voilà, nutrire quella che io dico una sana e robusta diffidenza. Non mi fido, vado a parlare, cerco un operatore fisico, cerco qualcuno con cui poter confrontarsi, perché altrimenti diventa uno stillicidio continuo. Però, avvocato, io al sabato ormai da quasi un mese e mezzo faccio dalle 11 alle 11:50 lezioni di sicurezza. Sono partita con un informatico, ma adesso inviterò qualcuno delle forze dell'ordine, perché non basta. Ecco, c'è questa frenesia di rispondere subito a questo maledetto strumento quando suona. I diversamente fragili non lo sanno adoperare, quasi pochissimi, purtroppo nessuno gliel'ha insegnato prima, gliel'hanno messo, ecco, come lo SPID, tutte queste cose, e loro sono in balia di questi personaggi. Hanno il nemico dentro casa, hanno il nemico fuori di casa. Allora io mi domando, avvocato, se anche la politica doveva intervenire prima, si doveva fare prevenzione prima, i cellulari dovrebbero essere in sicurezza, tutte queste persone che lasciano i loro dati per dopo vincere una macchinetta o una tazza di finta ceramica che costerà 0,0 un centesimo, tutti i dati glieli ho dati. Io ho visto i portafogli degli anziani, perché quando vengono al banco solidale, ecco, chiedo loro: ma avete cartine, roba? Sono tutti pieni di queste tessere che non servono a niente, non c'è un risparmio. Ma perché non c'è trasparenza in questo? Perché sembra sempre che quando tu fai fare la spesa, ascoltate la Mirella, non è che tu risparmi con queste tessere, guardate che non risparmiate, è la famosa lodola, no? Avvocato, ma perché non c'è trasparenza? Cioè, prima di dare i tuoi dati qualcuno doveva intervenire, perché firmano. Io ho visto lo sconto 5 euro, 2 euro se fai una spesa, la carta per... Avvocato. Il vero capitale per queste aziende è acquisire i dati delle persone, perché i dati delle persone, il telefono, gli dati anagrafici, ma soprattutto le tendenze di consumo sono quelle che poi giostrano e girano per creare i famosi algoritmi con i quali loro poi riescono a capire, perché a chi di noi non è capitato cercare una cosa sul telefono e poi nel giro di 2 o 3 ore vedi che ti compare già un prodotto che è simile a quello che tu avevi cercato. È evidente che siamo tutti in mezzo a questa situazione. Io sono legale anche di Adusbef, che è un'associazione di consumatori, e insieme ai colleghi da una vita combattiamo cose di questo tipo, però avevamo in mente anche di portare un progetto anche alla Regione o a chi per essa di una certa, io la chiamo alfabetizzazione informatica. È una questione di sicurezza, quella che tu hai ben colto. Bisogna fare una sorta di istruzione dicendo: noi che tutti i giorni vediamo cose di questo tipo, vi diamo il famoso warning in inglese, con cui vi diciamo: state attenti che non accadano cose di questo tipo. Secondo me loro vogliono i nostri dati e noi dobbiamo conoscerli bene, quindi dobbiamo spiegare bene cosa può voler dire dare una mia carta d'identità. Allora, dottor Mattiuzzo, cosa aggiunge a quello che abbiamo già detto? Lei poi è anche un bancario, sa benissimo di cosa parla. Vediamo scritto il nome della banca, ecco, chiama, noi chiamiamo, nel momento che hai chiamato sei già fregato. Perché? Perché è così, perché addirittura la voce, cioè come fai a salvarti? Prego, dottor Mattiuzzo. Mi ricollego perché nel corso delle ultime settimane sono stato tempestato da telefonate di parenti e amici che hanno ricevuto l'SMS, quello phishing, no?
dove il testo del messaggio è operazione autorizzata a 4.800 euro, per cui è una cifra che chi lo riceve tira anche un po' su le orecchie, e tra messaggi WhatsApp e telefonate, ma Antonio, ma mi confermi, ma cosa è successo, io gli dico blocca e segnala come spam, perché sono tutti tentativi di truffa. Anche solamente il comporre il numero di telefono che c'è compreso dentro all'SMS rischia di farti cadere in una trappola i cui danni possono rivelarsi molto seri, per cui non badiamo a nulla di quelle che sono queste tipologie di tentativi. Se vi chiama solo il vostro referente bancario diretto, che avete imparato a conoscere nel tempo, di cui insomma riconoscete perlomeno la voce, fidatevi, altrimenti mettete giù e chiamate proprio il vostro istituto. Pensi, dottor Mattiuzzo, che ho avuto questo informatico che proprio in diretta ha preso la mia voce, l'ha tramutata su questo aggeggio infernale che è il cellulare, e la mia voce non era la mia voce, praticamente era detta da un'altra persona ed era uguale, cioè l'ha fatto in diretta, perciò capite dove siamo arrivati. Domenic, allora la politica, lei fa parte ancora di un partito importante, del PD, ecco, perché noi abbiamo provato tutti i partiti, non è che siamo stati fermi a 70 governi, penso che questo italiano sia un po' ubriaco anche di continuare a girare. Perché non si è fatta prevenzione su una cosa così delicata che è la privacy, che vuol dire la sicurezza della persona? Perché la politica, perché è lei nella stanza dei bottoni, è lei che poi in Parlamento fanno le leggi che poi dai giudici, non so perché se la prendono quei giudici che applicano le leggi invece di prendersela con chi ha fatto queste leggi, che è la politica poi. Domenic, cosa è successo secondo lei? Beh, una premessa, io attualmente sono, diciamo così, in tribuna a riposo, nel senso che non faccio più politica attiva, sono rientrato nel lavoro, però per 10 anni ho fatto il deputato a Roma. Appunto. E nel 2012, nel 2013 sono stati fatti interventi normativi importanti sul tema della privacy, della trasparenza, di tutte le questioni legate proprio alla gestione anche del dato. È chiaro che però per qualunque tipologia di legge tu porti a compimento all'interno del Parlamento, c'è sempre oggi diciamo una evoluzione tecnologica che è straordinariamente veloce e che in tantissimi casi viene usata a fin di bene, ma purtroppo dobbiamo dire in tanti casi viene usata proprio per delinquere, perché questo è il termine, l'uso distorto di queste tecnologie, dalla intelligenza artificiale insomma a tutto quello che ci va dietro, provoca questo. Quindi se io posso dire una cosa, io che ho provato in quei 10 anni anche a mettere in campo delle norme, le norme tal quali non sono sufficienti se non c'è un percorso, diciamo così, educativo, di informazione, di puntuale segnalazione di questa attività delinquenziale che viene fatta sul territorio. È un po' un'utopia pensare che possa esserci una legge che risolve questo problema. Questo è un problema di una trasformazione completa della modalità di vita di tutti quanti noi, perché il cellulare, la rete, internet, insomma le connessioni ci hanno cambiato profondamente la vita. E allora dobbiamo mettere i cittadini nelle condizioni di informarsi, di istruirsi, di avanzare da un punto di vista della conoscenza tecnologica, non solo per usare al meglio lo strumento, ma anche per difenderci dai truffatori, perché questa è la verità. Passi importanti ce ne sono stati fatti in questi anni, non è ancora sufficiente, perché vediamo che oggi, soprattutto sulle persone più deboli, che sono per esempio quelli che magari non sono dell'epoca digitale e non hanno la conoscenza digitale così rafforzata, ecco, si provocano queste truffe, vere e proprie truffe, e ha ragione, ho sentito chi mi ha preceduto, che bisogna anche dire chiaramente che devono essere puntualmente denunciate e puntualmente bisogna cercare di individuare questi malfattori e portarli all'attenzione delle forze di polizia. Questo credo che debba fare, però io penso che una trasformazione così radicale deve essere accompagnata anche da una grande campagna di informazione, formazione dei cittadini,
formazione dei cittadini, che per quelli un po' più anziani, insomma dall'età mia in su, vuol dire proprio fargli capire cos'è lo strumento, ma per quelli giovani, come possono essere i miei figli, fargli capire le potenzialità che ha questo strumento e anche i pericoli che ci sono dietro, perché loro lo strumento digitale lo usano bene, però devono sapere che dietro a qualsiasi utilizzo c'è del pericolo, e quindi quando tu dai i dati in giro devi essere consapevole, altrimenti poi ne paghi le conseguenze. Molto chiaro. Abbiamo Rinaldo in linea, Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Che faccio gli auguri all'avvocato anche a me. Grazie. Tanti auguri avvocato. Va bene. Dal viso c'è una brava persona e tanti auguri insomma. Grazie. E dopo Mirella voglio dirti che quello che siete tu in giro alla gente e persone anziane è sempre sta. Mi sono io su un mercato da 5 anni, che ero 83. Cosa vuol dire? Che non ho visto di tutti i colori, le truffe, truffette, quello che dico. Ma dopo, adesso, con la tecnologia che è avanzata, li può fare ancora meglio, perché una volta era più difficile. Ma è ora, queste persone anziane, mi metto in mezzo a un cammino. Lì, quando gli metto una roba, direttamente mando che il paese minimo e ho finito. Per dire, se viene un vigile a suonare a casa mia, e mi domanda, ma quello che state sola, e dove stai? E ho risposto, allora che non è lavoro è una grazia, va in cerca tutti i vigili e lo si porta. Per dirti, Mirella, che purtroppo persone anziane che così, e se credulone, magari che tocca i fiori, e nasce tutta queste robe. E dopo, se incappa, cosa che fai a questa gente? Niente, perché non fa nessun tipo di paura, tanto non dice niente. È male se quello, Mirella, è male quando chi sa questa gente. E poi è politica, cosa tutto che interessa è politica, che gli interessa solo Capaschei, è andata dappertutto, fa servire bene. È politica, non c'è più quella una volta. Una volta un fascista era fascista, un democristiano lo stesso, un comunista lo stesso, ma aveva fede per il suo partito ed era persone onorate, va bene. I dopo facevano, la politica c'è un'altra roba adesso. Adesso anche tanti giovani, i 20 anni, 30 anni, in politica. Cosa uno che ha 30 anni? Cosa ha avuto che porta al popolo? Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché ho 3 ospiti, sei stato chiaro con le tue riflessioni come sempre. Senti, grazie sai Rinaldo anche per gli auguri che hai fatto all'avvocato. Allora, avvocato Pavanetto, come rispondiamo a questo, a Rinaldo, ma anche a quello che ha detto Roger Domenech su questa situazione imbarazzante, direi, per la politica, sì, molto imbarazzante? Sì, è un qualcosa che sembra proprio volutamente lasciato da non coltivare. Si fanno secondo me battaglie di immagine ma non si arriva mai al concreto. Dico, uno dei rischi principali che uno può correre quando, ad esempio, ma anche fai un banalissimo contratto telefonico, una qualsiasi cosa, è che quei tuoi dati poi non vengano custoditi bene. Se non sono custoditi bene i dati, vanno in mano a qualche malintenzionato o, come bene ha detto l'onorevole prima, vanno in mano a chi vuole delinquere e si perpetra il cosiddetto furto di identità, perché con questi dati, ad esempio, uno può aprire dei conti correnti all'estero, può far transitare delle somme di provenienza dubbia e poi, sai, quando arriva la procura e fa l'indagine, chiede anche a te, dice, ma tu come figuri aver garantito per il tuo conto corrente un transito di questi soldi, o comunque questi signori che hanno compiuto questa attività delittuosa hanno i tuoi dati in mano? E allora noi avvocati dobbiamo col percorso a ritroso andare a spiegare perché mi sono fidato quel giorno di una bancarella che magari mi offriva un contratto telefonico vantaggioso e che io, in un posto insospettabile, che può essere anche un centro commerciale qua là, ho aderito a questa offerta e ho firmato magari in piedi, sai, quando c'è il desk là. E quindi bisogna stare attenti a qualsiasi comportamento ed è fondamentale quest'opera di prevenzione che passa attraverso la spiegazione, la conoscenza, attraverso un'opera di informazione, ma deve essere capillare. Anche i mezzi di informazione dovrebbero collaborare in questo, dicendo state attenti a determinati comportamenti che possono sembrare i più innocui del mondo, in realtà sono quelli che poi possono portarti a problemi anche importanti. Allora, dottor Mattiuzzo, però quello che traspare è la sicurezza che anche quando vai in banca.
Ecco, noi non siamo molto preparati, forse bisogna andare in banca col commercialista fra poco, perché non è così semplice. So che sono domande imbarazzanti, ma sono le domande che io ricevo da queste persone, dove veramente la sicurezza dovrebbe essere al primo posto anche per voi, la fiducia. Una volta mi dicevano queste persone, che sono diversamente giovani quasi sempre, ormai i giovani lavorano tutti con questi strumenti, cioè non è che si recano, però sono loro, che c'era il cassiere di fiducia, il direttore di fiducia. Io sono dell'idea che è stata fatta una grande cosa, il cambiamento, cioè non che uno rimanga là in eterno, ma farli girare. Però queste persone sono ancora così, non c'è niente da fare, vanno a simpatia, si fidano, abbiamo visto cosa è successo. Com'è cambiata anche la banca negli ultimi anni, dottor Mattiuzzo? La banca, soprattutto per l'effetto accelerante che ha avuto il periodo della pandemia, diciamo che ha anticipato di un decennio quella che era una svolta che comunque nel retail ci saremmo aspettati, ovvero la decanalizzazione a favore dei strumenti informatici multimediali di quello che di fatto era il rapporto prima che avevi, che potevi avere col tuo referente, con il direttore, col consulente, perché ormai insomma assistiamo sempre più spesso a una consulenza anche in ambito investimenti che può avvenire via call, con le firme della contrattualistica che avvengono con un codice SMS, ti metto a disposizione il link nel sito, vai dentro, clicchi, col codice SMS lo confermi. Badiamo bene, sono tutte operazioni chiaramente autorizzate, non è che si fa nulla che non sia previsto e soprattutto normato. È venuto sicuramente meno il rapporto umano, che poi ha generato insomma che tutta quella serie di chiusure di sportelli che c'è stato nel nostro territorio, che non è una cosa da sottovalutare, perché insomma anche in paesi della zona che sono di medie dimensioni, i grandi istituti in primis hanno fatto un passo indietro, accentrando tutto su quelle che sono magari le cittadine locali un po' più grandi. Capita adesso che il cliente ottantenne magari debba partire da Fossalta di Piave per andare in banca a San Donà, anche solo per prelevare. Ma il contante gira sempre meno, sì, siamo tutti quanti d'accordo. Ma gira? Ma per chi è abituato a usarlo? Ma gira però. Certo che sì, per cui insomma ripeto, la pandemia è stata veramente purtroppo insomma, per tutti i motivi già noti, insomma, però un bivio anche da questo punto di vista sicuramente. La ringrazio, dottor Mattiuzzo, perché è giusto parlare, vedo che c'è questa sensibilità alla parola etica che lei ha, si sente, e la ringrazio perché ci tengo molto in questa trasmissione. Abbiamo Paola da Campo San Piero, vai Paola. Ciao Mirella. Ciao. Buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Volevo sapere, visto che stavate parlando di leggi che legifera il Parlamento, cos'è la truffa semplice? Perché il Pandoro, la Ferrani, è stata assolta, non ho capito cosa in televisione, ed è andato truffa semplice. Se mi spiegano cos'è la truffa semplice. Grazie, buona giornata. Cara Paola, ti sento bene, mi fa piacere. Allora, prima di andare dall'onorevole Domenica andiamo dall'avvocato Pavanetto, perché veramente a casa non si capisce niente, nessuno spiega niente, cioè la trasparenza regna non sovrana di più, ma l'incontrario però. Avvocato, cos'è la truffa semplice? Allora, in realtà ci sono reati che hanno delle fattispecie semplici, per esempio la truffa così come è normata sono quell'insieme di artifici e raggiri con i quali io tendo a far ingenerare nell'altra parte una falsa rappresentazione della realtà e ad approfittare di questo, ma sostanzialmente sono artifici e raggiri con cui induco qualcuno a fare qualcosa che se gli avessi detto la verità non lo avrebbe mai fatto. Questo è sostanzialmente la truffa semplice. Poi le ipotesi aggravate sono le truffe commesse ad esempio con mezzi informatici o con particolari modalità o che coinvolgono più persone, quindi in realtà tra truffa semplice e truffa aggravata la fattispecie è sempre la stessa, soltanto che viene punita a seconda dei casi e a come si manifesta, quindi parliamo sostanzialmente di aggravanti che vanno a incidere poi sulla pena effettiva.
Hai capito Paola? Allora, onorevole Domenico, ha sentito sia l'avvocato Pavanetto che il dottor Mattiuzzo, è un bel ingranaggio però dove veramente la parte debole è quella che sempre paga di più, non c'è niente da fare. Ecco, lei ha detto che è stato fatto qualcosa, sì, come sempre, come dappertutto, ma non basta. Non basta nel senso che sempre e comunque vengono colpite le fragilità. Ecco, non sarebbe ora di mettere, lei dice sì, non sono più attivista, ma è sempre dentro al partito, un partito anche importante, di mettere in sicurezza queste fragilità, perché sennò non veniamo mica fuori, perché con l'intelligenza artificiale abbiamo visto dove può arrivare, come si può usare. Addirittura, come le ho detto che ha fatto vedere questo informatico, la mia voce viene trasmessa su un altro cellulare, su un altro strumento, io con la voce di Mirella ti frego i soldi, ti frego quello che voglio dire. Ecco, qui la politica non dovrebbe battere un colpo forte, qui non si parla di destra, di sinistra, di centro. Io penso che tutti quanti avete genitori, avete figli, sarebbe il caso veramente di dare una svolta a questa leggerezza con la quale veramente i nostri dati vengono carpiti, rapiti in tutte le maniere. Prego, onorevole. Ma sicuramente l'evoluzione tecnologica ci obbliga a dire che bisogna gestire i dati sempre in maniera più puntuale, sempre in maniera più trasparente, in modo che se io do i dati so esattamente a qual è il fine per cui li ho dati e che fine fanno questi dati, a chi ha la gestione di quel dato. Le norme esistono anche. Il problema vero però, io voglio fare anche una riflessione un po' più ampia, il problema vero, e io punto molto, è educare i cittadini, perché io ricordo a me stesso, ma anche a tutti quanti voi, che in questo territorio, in Veneto, noi abbiamo subito truffe colossali, non solo con gli strumenti informatici, perché ci siamo già dimenticati che le truffe più grandi che abbiamo subito le abbiamo subite dentro sportelli fisici di un paio di banche venete, giusto? E che hanno colpito non con strumenti informatici, ma anche addirittura con rapporti personali. Si conosceva benissimo chi erano i presidenti e il consiglio di amministrazione di quelle banche, eppure qualcuno, anzi tanti cittadini, ci hanno rimesso un sacco di soldi. Allora, cosa voglio dire? Per me educare in maniera profonda la comunità, tutti, dai più piccoli fino a un corretto utilizzo e un corretto anche educazione finanziaria, è un elemento importante per rendere tutti più liberi e consapevoli. Secondo me questo è molto importante, perché ieri c'è stata questa cosa, che è fra l'altro una cosa molto diffusa in Italia, perché insomma il Monte dei Paschi eccetera, i crack li abbiamo visti in questo territorio. Oggi c'è l'assalto da un punto di vista informatico, è vero, dietro ci devono essere dei cittadini consapevoli, che bisogna fornire, e questo sia un compito della politica, delle istituzioni, di tutti quanti, della scuola. Dobbiamo fornire gli strumenti per riuscire a stare dentro questo mondo che sta cambiando e cercare di prevenire le truffe, che saranno sempre, quello che preoccupa a me è che dal punto di vista tecnologico saranno sempre diverse, perché la tecnologia ha una velocità di avanzamento straordinariamente veloce. E quindi noi oggi discutiamo di alcune tipologie di truffe, insomma, dal phishing ad altre truffe telefoniche, eccetera, eccetera, e domani probabilmente ci troveremo, come ha giustamente detto lei, no? Che con l'intelligenza artificiale ci clonano non soltanto la voce, ma anche la faccia ormai, Quindi possono esserci in giro dei video miei e suoi che diciamo delle cose che non abbiamo mai detto. Allora questo deve far capire che per affrontare queste sfide dobbiamo educare e far conoscere e dopo ovviamente denunciare, e che ci siano delle pene molto pesanti, insomma, e che chi truffa, perché questo è il termine giusto e corretto da usare, deve pagare per le truffe che fa. Questo è il termine. Però io punto molto su questo processo informativo educativo, perché ahimè la società cambia in una maniera talmente veloce che se il cittadino non ha le armi dentro il suo bagaglio, diciamo, culturale di conoscenze, facciamo fatica a corrergli dietro con le norme, secondo me. Questo è il mio parere. Però onorevole, lei mi tira per i capelli, lei parla di educazione della popolazione, di consapevolezza. Giriamo la patata alla politica. Io lo pretendo dal politico che ho delegato questo.
Mi sembra che sulle banche che ha citato lei la politica sapeva benissimo cosa stesse succedendo. Era ai primi posti seduta, avvocato, onorevole, e non mi sembra che abbia informato e si sia preoccupata così, come dice lei, di dare la consapevolezza a questo cittadino che aveva questi soldi, di dire che le cose stavano andando male, perché lo sapevano benissimo, onorevole, lo sapevano, hanno tagliato nastri, partecipavano a cene, a riunioni, a convegni, hanno seduti davanti, onorevole. Allora non può dire che non si sapeva che il responsabile della Banca d'Italia sapesse, non si può sempre cercare di educare il cittadino, cominciamo a educare la politica, di mettere l'etica al politico, la consapevolezza del ruolo che ha. Io la penso così, perché sempre passare il cittadino e il cerino al cittadino che deve informarsi consapevole, anche no, perché questi politici sono strapagati, onorevole, lei ne sa qualcosa, e sono veramente soldi importanti, perché noi deleghiamo. Abbiamo visto anche col referendum cosa è successo, non dovevamo essere noi a decidere, doveva essere il Parlamento a decidere su una cosa, ma hanno tirato per i capelli e la gente finalmente ha capito l'importanza della partecipazione. Avvocato Pavanetto, come lei che veramente fa parte anche di questa associazione Ardubef, sa di cosa parla Mirella e anche l'onorevole De Mello. Allora, direi, per fare una sintesi tra quello che è stato detto, io distinguerei truffa e truffa, nel senso che se sono truffe informatiche, se non c'è quel percorso di conoscenza e di insegnamento e di addestramento che si fa ai cittadini, fanno fatica a difendersi. Per quanto riguarda le cosiddette, il problema delle crack, delle banche venete, là il discorso è molto più complicato. Io e gli altri colleghi abbiamo seguito centinaia di posizioni di questo tipo. Sa, diventa difficile, Mirella, se io vado a parlare con un funzionario di banca e questo mi propone di acquistare delle azioni della stessa banca, diventa difficile per me rendermi conto che quelle azioni in realtà sono sopravvalutate del 200 o del 300%, tant'è vero che adesso a giudizio ci sono gli istituti che revisionavano i bilanci delle banche, quindi è vero che bisogna insegnare ai cittadini, ma neanche pretendere che i cittadini abbiano la sfera dell'omniscienza e possano riuscire a capire tutto, insomma, così almeno la penso io. Anche perché è molto complicato. Sì, ma poi comunque se io ho un problema con un istituto bancario, comunque c'è una responsabilità, posso attivare una causa, posso comunque tentare di recuperare tutto. Lasciamo stare il problema del FIR, dei fondi, che si apre una voragine di discussione, mentre con una truffa informatica fatta da una sedicente società che magari ha sedi in Lussemburgo, posso fare le rogatorie, posso provare a tutelarmi, ma le possibilità che concretamente io poi possa portare a casa il mio si riducono un po', abbastanza, rispetto a un'azione che posso fare verso un istituto sul territorio italiano secondo le norme di diritto nostro e tutto quello che ci va dietro. Molto chiaro. Dottor Mattiuzzo, parliamo anche di bonifici, specialmente quelli veloci, quelli che sono veramente col nemico all'interno, che bisogna stare attenti. Ecco, anche qua si dovrebbe intervenire, secondo lei, dottor Mattiuzzo, proprio per non dare la possibilità che qualcuno riesca a fare un'altra truffa molto bella, anche questa, anche perché non è che costi così poco questo bonifico. Prego. Un piccolo distinguo, se posso. Sì. Prima in realtà la tariffa del bonifico istantaneo è stata parametrata a quella del bonifico ordinario, per cui dal punto di vista del costo il problema non c'è. C'è il problema della richiamabilità del bonifico istantaneo, che non è richiamabile, a differenza del bonifico invece urgente, che costa di più, quello sì. Lo spieghiamo, perché guardi, avvocato, che non lo dottor Mattiuzzo, non lo capiscono cosa vuol dire quello che ha detto in poche parole semplici lei, però lo spieghiamo, la differenza. Il bonifico ordinario è quello che arriva entro le 24 ore successive se è fatto presso un altro istituto rispetto a quello di partenza, e ha la tariffa che è normalmente concordata con ciascuna banca. Online magari costa meno, lo sportello costa qualcosa in più, arriva nelle 24 ore. Il bonifico urgente ed è richiamabile. Il bonifico urgente arriva entro un paio d'ore ed è richiamabile e costa un qualcosina in più. Il bonifico istantaneo, che è una delle cose che invece sta causando problemini, tant'è vero che sono stati messi dei tetti massimi di spesa, non è richiamabile. È notizia di veramente una ventina di giorni fa, da noi arriva una cliente di un'azienda che era stata, diciamo così, circuita telefonicamente, che doveva dar corso tassativamente subito al bonifico istantaneo, bada bene, istantaneo. Lei si è presentata lì chiedendo espressamente il bonifico istantaneo perché era stata
catechizzata a riguardo di 300.000 euro. Abbiamo fatto di tutto per dissuaderla, abbiamo detto ma lo facciamo normale oppure lo facciamo urgente, che qual è la... No, mi è stato detto. Quando insomma, abbiamo sentito 4-5 volte che le era stato detto di farlo istantaneo, lì tutti quanti abbiamo alzato le mani e detto signora, noi non glielo facciamo. Fatto benissimo, complimenti. Perché mica Lì, semplice. Non così bisogna poi agire. la signora ha richiamato il numero, non hanno più risposto al telefono e tutto quanto, poi insomma la signora si è riservata di andare dai carabinieri. Guardi, è difficile che io faccia i complimenti, dottore, ma glieli faccio perché non è da tutti, glielo posso assicurare. Rifiutare di fare, anzi non ti chiedo niente, lo fai e vai. Se noi avessimo fatto saremmo stati incontestabili di fatto, perché insomma, c'era stato chiesto dal cliente e aveva firmato l'ordine di bonifico. Avete capito cosa vuol dire anche trovare la persona con etica in questi istituti di credito. Abbiamo Leone da Tre Basile, che poi sentiamo l'onorevole De Menica e andiamo in pubblicità. Vai Leone! Ciao Milena, grazie a tutti i tuoi ospiti. Allora, questi bonifici istantanei sono quasi tutte truffe, cioè il 99% sono truffe. Quando uno va in banca e chiede di fare un bonifico istantaneo, la banca, prima di fartelo, non dovrebbe dire sei sicuro di quello che stai facendo? Sei sicuro che non sia una truffa? Sei sicuro che perché quando tu l'hai fatto questo, i soldi sono andati? Cioè la banca ti dovrebbe allertarti, e invece la banca è incredibile. Queste banche dovrebbero pensare ai loro clienti, e invece proprio niente, ti fa il bonifico così senza allertarti che magari potrebbe essere una truffa, e tu quando sei in una truffa non ti accorgi di essere in una truffa. Perciò queste banche sono anche un po' responsabili di quello che hanno fatto. Ciao Milena, grazie. Grazie a te Leone. Allora, onorevole De Menica, dopo aver sentito sia l'avvocato Pavanetto che il dottor Mattiuzzo, ma anche la telefonata, come commenta? Beh, intanto possiamo dire insomma a quello che ha appena telefonato, insomma, che le banche non sono tutte uguali, insomma, abbiamo sentito un bel esempio prima e quindi probabilmente qualcuno che lavora con un po' di coscienza c'è in giro per il territorio. Poi io insisto su una cosa, io per esempio quando ero in Parlamento mi sono posto il tema di porre un limite sulle fasce più giovanili sull'utilizzo della tecnologia, del telefonino. Vedo che oggi in tutta Europa, tanti paesi, la Francia insomma e altri paesi europei iniziano a pensare che ci debba mettere un limite sull'utilizzo di questa tecnologia, sotto i 14 anni non utilizzarlo, eccetera, eccetera, perché è uno strumento che poi diventa pericoloso se non c'è una formazione dietro. E credo che oggi il mondo della scuola, per esempio, dovrebbe prendere coscienza che un pezzo dell'educazione dei nostri figli deve passare anche da questi sani principi di educazione digitale, come viene fatta, perché se per andare con il motorino a 14 anni devi fare una patente, io non vedo perché uno strumento così potente come la rete e un telefonino messo nelle mani di un ragazzino non possa passare da questo. Questo potrebbe sicuramente contribuire nel lungo periodo a creare generazioni molto più consapevoli e molto più pronte ad affrontare anche le truffe che dentro quello strumento passano e dentro il telefonino. Io credo molto che se non iniziamo un processo così, probabilmente continueremo a scontare i danni che le nuove tecnologie portano insieme ai benefici, e quindi credo che su questo noi dobbiamo veramente fare una riflessione importante, perché poi insomma non sarebbe complicato, ripeto, dentro i percorsi della scuola dell'obbligo iniziare anche come si fa l'educazione civica, giustamente come si fa a fare anche un po' di educazione digitale e far iniziare a capire gli elementi basici insomma di come si usa questa tecnologia in maniera consapevole. Dopodiché vorrà dire che nel prossimo futuro avremo cittadini molto più pronti anche a affrontare le tante truffe che poi nascono sul territorio. Dottor Mattiuzzo, voleva aggiungere qualcosa? Aggiungerei l'educazione finanziaria. Esatto. Perché i nostri giovani ormai, insomma, già i miei figli a 15-16 anni, anche per il fatto che facevano qualche lavoretto estivo, avevano il conto corrente, avevano la carta bancomat con quelli che sono i minimali, li chiamo io, non massimali, di prelevamento.
Bisogna capire cos'è un bancomat, bisogna capire cosa si può fare e cosa non si può fare con un bancomat, bisogna iniziare ad approcciare già subito questa tematica qui. Io ho fatto l'istituto superiore, ho fatto la ragioneria e una volta venivano le banche per spiegare quelli che erano argomenti tecnici a quelli che sarebbero diventati poi ragionieri e che poi, come sottoscritto, hanno trovato posto di lavoro proprio nel settore medesimo. In realtà bisogna andare anche presso gli altri istituti a iniziare a spiegare che cos'è un bonifico istantaneo, che cos'è una carta di credito, che cos'è un acquisto online. E poi riescono a capire veramente velocemente, perché hanno una Prima mente di me molto sicuramente aperta. Ecco, non riesco a capire anch'io, perché veramente facciamo fatica col sessantenne, anche col cinquantenne, ma col quindicenne o il dodicenne non facciamo fatica di sicuro. Se posso aggiungo, d'accordissimo con l'onorevole, le generazioni dei 14, 16 anni, 18 anni devono imparare che il telefonino è uno strumento da utilizzare per uno scopo, non per non sostituisce i social. la vita. Mi verrebbe a dire monate. No, ha detto una cosa giusta. Pubblicità. Siamo con l'onorevole Lorde De Menex, ex deputato del Partito Democratico, ma che ha ancora tante cose da dire ed è nel pezzo, l'avvocato Luca Pavanetto e assieme al dottor Antonio Mattiuzzo, ma che adesso parleremo di questo libro. Ecco qua che Mirella fa vedere. Piercarlo Porporato, Daily Sanchez Lemus, La vita di Gino Doné Paro, partigiano italiano e rivoluzionario cubano. Ecco qua il libro. Allora, dottor Pavanetto, avvocato Pavanetto, non so se ho letto giusto, ma l'ho appena letto. Cosa vuole dire, perché questo libro questa mattina e quando sarà la serata che verrà presentato? Allora, come Interclub San Donà, che è una passione che unisce me e il mio amico il dottor Mattiuzzo, ogni anno organizziamo un qualcosa che abbia il senso anche di acculturare o comunque di illustrare determinate situazioni. L'anno scorso abbiamo fatto una serata sul Vaillant con uno dei nostri soci che è proprio un sopravvissuto, e quest'anno abbiamo voluto dedicare la serata che faremo venerdì 27, quindi venerdì prossimo, all'Hotel Forte del 48 a San Donà di Piave alle 19:30, in cui andremo a presentare questo libro scritto da due persone che stimo molto, due grandi giornalisti che sono Piercarlo Porporato e la Daily Sanchez. È una donna, allora? Sì, è una ricostruzione della vita di Gino Doné Paro. Per chi non lo conosce, ma in realtà questo io lo definisco uno dei piccoli giganti della storia, perché la sua vita nasce nel 1924, durante l'armistizio passa con la Brigata Piave e combatte i nazifascisti. Viene arrestato, viene portato in un campo di concentramento, sfugge dal campo di concentramento e poi comincia a girare per l'Europa e per il mondo finché approda a Cuba. E a Cuba ha la fortuna di conoscere Che Guevara e lì capiscono il suo addestramento militare, perché in realtà aveva aiutato tutti i compagni del Grama e Che Guevara e Fidel Castro gli aveva dato l'addestramento militare, quindi fa parte della spedizione del Grama, da cui poi è nata la rivoluzione cubana. Poi è un uomo che ha vissuto anche in America, è un uomo che ha, secondo me, attraversato un'epoca storica ed è un uomo che ha lasciato un'impronta importante. La famosa traccia. Assolutamente. Se dobbiamo dire a un giovane cos'è una vita e quando una vita vale, dovremmo dirgli: quando hai vissuto in questa maniera e hai combattuto i nazifascisti, facevi parte della Brigata Piave, addirittura si narra che il primo carro armato americano è entrato a San Donà di Piave, lui fosse seduto sulla torretta, ha salvato un sacco di militari americani che cadevano nel Piave. Insomma, questo è un uomo davvero importante. Secondo me divulgare la vita di un uomo di questa qualità è rendere omaggio a lui e non lasciare che la memoria possa impolverarsi, ma soprattutto, secondo me, dare un'impronta vera anche alle generazioni future, al di là delle coloriture politiche che non c'entrano. Questo è un uomo che ha vissuto la sua vita accanto a dei personaggi storici mondiali e ha lasciato un'impronta importante. Adriano da Campalto, vai Adriano. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Va bene.
Allora, vorrei parlare di una cosa che ho sentito, va bene, che sinceramente vorrei capire qualcosa, ecco, perché ho 71 anni, ho fatto degli errori, li sto pagando, va bene, però quello che mi chiedo, va bene, visto che ci sono qui in Italia più avvocati che il resto, che sanno le leggi, sanno tutto, però alla fine a noi cittadini non ci torna mai indietro niente. E spiego perché anche. Perché in sostanza io sono uno che la vita la conosco abbastanza bene, perché ho lavorato duro, 14 ore al giorno, mi sono dato da fare per questa benedetta Italia, va bene, mi ritrovo che ho fatto degli errori. Questi errori, va bene, giustamente me li sto pagando, va bene. Voglio capire una cosa, visto che abbiamo a che fare con un avvocato. Allora, caro avvocato, vorrei capire cos'è il TAEG, cos'è quello. Noi, alla fine, un finanziamento che noi chiediamo, va bene, non è che lo paghiamo solo una volta, come quella volta che il Presidente della Repubblica Ciampi ha detto si paga solo il 10% e basta. Qui ci troviamo invece che abbiamo chiesto un finanziamento e ci troviamo 2 volte da pagare. Allora mi chiedo, avvocato, sono ignorante, perché dobbiamo pagare il TAEG, il TOG, il TAG e quello che sia? Voglio dire, mi pare scorretto questo qua, è una così, più che paghiamo il 10%, ma paghiamo in sostanza anche al 20% e anche al 30%, sinceramente. E questo dico perché trovo scorretto da parte delle banche, va bene, che purtroppo la politica o gli artigiani, i commercianti, hanno le sue banche e vengono aiutati con bassi interessi, perché addirittura abbiamo visto anche in Parlamento ci sono le banche. Dentro al Parlamento abbiamo una banca che dà soldi alle persone che hanno già un buon stipendio e noi cittadini che abbiamo un stipendio da fame non abbiamo gli stessi diritti che hanno loro che sono dentro al Parlamento. Allora, o siamo stupidi noi o siete furbi voi, perché visto che abbiamo giudici, abbiamo avvocati, dovremmo stare bene qua in Italia. Io non capisco come mai noi non stiamo bene e abbiamo i nostri parlamentari che queste cose ne sanno molto bene, soprattutto se sono avvocati, se sono giudici. Quindi voglio dire, allora se volete veramente darci una mano, cari avvocati, cercate di darcela, perché sinceramente c'è stato il mondo di Pasqua di Siena che aveva fallito e ci troviamo dopo un anno che addirittura ha fatto un fatturato di 1.750 miliardi. Dico adesso, perché non ce li date indietro questi interessi che noi abbiamo pagato per questa gente qui? Punto esclamativo. Vedo che ricevo solo telefonate, avvocato, va bene, che mi dicono ma signor Adriano ci deve dare qui i soldi. Ho saltato una rata perché per fortuna che non sono ignorante, mi sono informato che posso saltare una rata. Le dico, ho le belle taccate alle spalle, le belle le chiamo, persone che mi telefonano tutti i giorni, quasi 10 volte al giorno per 219 euro. Molto chiaro, se no non riesco a risponderti Adriano perché sono anche in chiusura. Allora grazie della telefonata, sei stato molto chiaro, penso che tanti cittadini a casa sono in sintonia con Adriano. Avvocato. Allora, quello che propone Adriano in realtà è un caso abbastanza classico, però qua parlo da avvocato di associazione dei consumatori che combatte gli istituti di credito, cerca di ristabilire quella che è almeno una giustizia sostanziale. E posso dire che in casi di questo tipo è molto semplice, si va da un avvocato che sia esperto del settore e questo avvocato non fa altro che prendere la documentazione, fa fare dei conteggi particolari a dei consulenti che siano ovviamente riconosciuti dal tribunale qua là, e ove si riscontrino delle clausole vessatorie o comunque delle voci nascoste di costo qua e là, si agisce nei confronti dell'istituto per avere
avere indietro quello che si è corrisposto in più. Quello che lei ha appena sottolineato, Adriano mi pare si chiami, no? Quello che ha appena sottolineato è un qualcosa che può accadere di frequente, ma è anche vero che ci sono sentenze che in casi di questo tipo riconoscono la dovuta restituzione. Quindi l'importante è, secondo me, però reagire a cose di questo tipo, perché poi è vero che ci sono modi di recupero del credito che invadono la sfera della privacy, queste chiamate, queste cose che non sono neanche corrette, ma tante volte mettere un valido professionista che ti possa difendere vuol anche dire mettere un argine in modo che non mi vengano a disturbare a casa, ragioneranno tra il mio professionista e l'istituto. Però ripeto, in casi di questo tipo è molto semplice, si fa una verifica corretta e approfondita di quelle che sono le voci che vengono puntualmente chieste e ove siano voci indebite si agisce per la restituzione. Ci sono fior di sentenze su questa questione, quindi importante è aver voglia di lottare e di non cadere nello sconforto, dico io, bisogna lottare. Dottor Mattiuzzo, oltre a dire qualcosa, appunto, di commentare questo libro che avete portato questa mattina, La vita di Gino Donè Paro, che anche lei appunto condivide, penso anche le parole e la spiegazione che ha fatto l'avvocato Pavanetto, se vuole dire qualcosa anche al nostro Adriano da Campalto. Signor Adriano, posso limitarmi di salutarlo, ringraziarlo per quella che è la segnalazione che pone. È tutto messo nero su bianco prima dell'eventuale erogazione del finanziamento. Il contratto viene consegnato in copia anche soprattutto al cliente. È brutto da dire perché sembra ridondante, no? Però insomma stiamo attenti sempre a quello che firmiamo. No? Infatti prima non a caso ho detto che forse è meglio andare con qualcuno che se ne intende, perché capisce che sono delle parti molto tecniche che non sono in grado di essere capite, se no non succederebbe quello che succede. Certo. Ecco, perciò essere accompagnati anche nel momento che chiedi anche un finanziamento sarebbe utile. Se non sei in grado di capire, che sai, ecco, essere accompagnati da una persona di fiducia, io penso, e che sia anche competente un pochino. Io penso che ormai siamo arrivati a questo punto. Per quanto riguarda questo libro, perché questa passione? La presentazione del libro rientra, come diceva l'avvocato Pavanetto prima, all'interno di quelle che sono le iniziative che dall'anno scorso, quindi con la celebrazione dei 60 anni del nostro Interclub, intendiamo tenere sul territorio, nella comunità sandonatese dei nostri soci, per rievocare quelli che sono eventi storici importanti che ci hanno riguardato da vicino. L'anno scorso abbiamo esordito in bomba con una commemorazione della serata del Vajont. Noi abbiamo tra i nostri soci un superstite di quella tragica notte, per cui insomma c'è stato un primo tempo lì nella sala conferenza del Forte 48, poi c'è stato anche un secondo tempo, la visita che abbiamo fatto alla diga a ottobre, per cui è stato insomma nel complesso un evento molto sentito. Molto toccante. Quest'anno, sulla scia di quello che io ho definito come slogan la storia, che è il nostro club 60 anni di attività, incontra la leggenda, e in questo caso è un nostro illustrissimo concittadino, nativo tra le altre cose anche qui della zona, perché è proprio nativo di Rore. Che a 2 passi da San Biagio. Esatto, non potevamo fare a meno di dedicare a lui, a questo piccolo grande uomo, se mi consentite la definizione, una serata per la sua memoria, prendendo la palla al balzo dell'uscita del libro. Per cui insomma ribadiamo che non è niente di politico, si tratta di una commemorazione storica con la S maiuscola. Ci sarà anche il presidente dell'Associazione Italia-Cuba. Ecco, perciò sarà una serata importante. Sì. Saranno molti parenti, ci sarà anche la sorella, se non ho capito male, avvocato, che presenzerà. Per noi è un segnale forte per tramandare anche la memoria. Esatto, per ricordare, per ricordare la storia, la nostra storia e la storia di qualcuno che ha lasciato la traccia, come ha detto l'avvocato. Abbiamo Enzo da Verona, vai Enzo. Ecco, buongiorno signori. Buongiorno. Senti, Abbassa la televisione Enzo, se no non si capisce niente. Vai. Dato che siamo qui al nord diversi da quello del sud, cos'è che facciamo una secessione? Ha capito? No. Facciamo la secessione? Voglio la secessione perché siamo diversi noi dal sud.
tutti hanno votato, tutti no, noi votiamo tutti sì, voglio la secessione, quando è che la facciamo? Guarda, Domenico qua, adesso glielo chiediamo. Onorevole, ha sentito cosa ha detto Enzo da Verona? Prego onorevole, poi se vuole dire qualcosa anche lei, se conosceva questo importante personaggio, prego. Non credo per sistemare quello che abbiamo detto oggi serva la secessione, sinceramente. Ci sarebbe una buona applicazione dell'autonomia e del federalismo sui territori, io sono bellunese e su questo sono molto convinto, e ci sono dei modelli straordinari e sarebbero più che sufficienti per garantire da una parte uno Stato unitario, dall'altro il principio di responsabilità dei territori. Quindi io sono autonomista a tutto tondo, essendo bellunese, ma non sicuramente sono uno di quelli che percorrerebbe mai la secessione, perché l'Italia è un paese straordinario anche perché è lungo e stretto e ha caratteristiche diverse. Probabilmente se riusciamo a mettere in campo una responsabilizzazione diretta dei territori potremmo avere anche dei benefici rispetto all'efficienza della macchina pubblica in particolare. Questa è la mia visione su questo punto, e non credo insomma che la secessione ci aiuterebbe a risolvere i tanti problemi che ci sono oggi nel nostro paese. Onorevole, mi scusi, ma allora siete tutti d'accordo per l'autonomia, magari in maniera diversa, diciamo? Io sono d'accordo. In maniera diversa, ma grosso modo. Però questa non arriva. Siete tutti d'accordo sulla legge elettorale che va cambiata, ma la legge elettorale non arriva. Siete tutti d'accordo con le preferenze, ma le preferenze non arrivano? E allora com'è che la politica non riesce a trovare invece l'anello che fa capire l'importanza di quello che vuole il cittadino? Ecco, il cittadino che è chiaro, è chiarissimo, che lo dice. Io quando faccio vedere le interviste, onorevole Domenico, sui referendum, sulle leggi, e rispondono con buon senso, ma con buon senso, che delle volte dico ma siamo proprio bravi, perché non è che siamo degli imbecilli che non capiamo le cose, le capiamo molto bene, quello che ci riguarda, quello che vorremmo. Invece la politica va sempre da altre parti, come ripeto onorevole, abbiamo cambiato 70 governi e siamo peggio di prima. Cioè non sappiamo più neanche a chi rivolgere. Perché? Perché non è stata messa la competenza, non è stata messa l'etica, il rispetto da quello che è stato delegato a fare politica, le segreterie di partito che decidono delle cose, mettono dei personaggi, a volte mi scusi onorevole, ma veramente guardi che facciamo fatica anche a digerire, non c'è la minima competenza nei ruoli che occupano, ma stiamo scherzando? Parlavano del sociale, onorevole, pensi che ieri mi ha chiamato una signora disperata che aveva lo sfratto esecutivo ed era su una strada con i figli. È stata anche molto violenta anche nei miei confronti, mi ha detto lei che dà gli assegni tutti i giorni, che aiuta, ecco io ho bisogno, lei. Cioè, e io ho detto guardi che veramente non funziona mica così. Prima non sono un bancomat, prima cosa. Secondo, parliamo di minori, parliamo di una persona con delle creature piccole. Io capisco che lei avrà i suoi difetti e se sicuramente è arrivato a questo c'è anche sempre il rovescio della medaglia, ma vanno tutelate queste creature. Cioè la strada del bosco alla casa ha fatto storia, avvocato, ma come? Bastava solo dire che su quel casolare non si poteva entrare perché non era abitabile e perciò non scoppiava questa bomba che ha diviso l'Italia in due, non solo l'Italia. Bastava dire che non si può entrare in quel casolare, aveva dato una casa, se vuoi stai là, in Italia ci sono queste regole. E invece vediamo ancora la casa là, chi è a favore, chi è contrario, ma alla fine a noi interessano i bambini, le fragilità, e quello è il problema. Anche qua, onorevole, la politica fa una confusione allora, dopero la bilancia in base al caso che c'è, allora come funziona? Adesso questi hanno la casa, allora perché questi hanno la casa gratis magari? Cioè capisce onorevole che c'è sempre una bilancia che pesa rispetto alla visibilità che ha il caso, e allora in base alla visibilità io gestisco le cose. Onorevole, lei lo sa come funziona anche con Sveglia Veneti, chiamo io il sindaco e risolvo il problema, ma questa persona deve chiamare Sveglia Veneti per risolvere il problema. Capisci che non ci siamo? Io ho chiamato un sindaco per l'accompagnatoria di un signore diversamente giovane che ha chiamato disperato, ma stiamo parlando di ottantenni, di novantenni, ma mi devo muovere io? Ma cosa funzionano? Allora i servizi sociali a cosa servono? Onorevole, sa che non ce l'ho con lei di sicuro, ma parlo a 360 gradi, però
funziona così, cioè io sono sommersa di casi, ma io non posso risolverli. Poi se la prendono con me perché penso che sia un banco, ma che loro chiamano, io arrivo con l'assegno, la bacchetta magica. Prego, onorevole. Ma io credo che, come ha detto lei, su alcuni temi così delicati la politica non dovrebbe nemmeno entrare, per essere molto chiari. Su alcuni temi, come ha detto, dovrebbero esserci le istituzioni intese come i servizi che vengono messi a disposizione dei cittadini, e i servizi, secondo le regole, dovrebbero risolvere i problemi, senza che poi ci siano intromissioni politiche semplicemente ad uso e consumo, ovviamente, della notorietà del momento. Ecco, troppo spesso in Italia le vicende, come quella che ha citato lei, ma tante altre, vengono strumentalizzate proprio per questo, e magari vicende che potrebbero essere risolte anche relativamente facilmente, seguendo le norme, seguendo le prassi e le modalità che ci sono già costruite per l'intero territorio nazionale, ecco, vengono poi cavalcate in maniera incredibile, e tutto si compita, tutto diventa mediatico, e poi alla fine arriviamo al punto, come dice lei, che per risolvere un problema bisogna andare in televisione, cosa che non è la strada maestra, non è la correttezza. Su questo credo che sono assolutamente d'accordo con le parole che ha detto lei, e quindi dovremmo darci tutti una regolata, in modo che alcune questioni tanto delicate devono essere lasciate in mano a chi quelle questioni può risolvere da un punto di vista soprattutto tecnico dei servizi sociali e di quelli che poi devono mettere al centro il benessere dei ragazzi. Dopo sul resto, sull'autonomia per esempio, io non sono convinto, come dice lei, che siamo tutti d'accordo, insomma. Un conto è sbandierare l'autonomia, un conto è poi praticarla e portare a casa le norme che servono ai nostri territori, e quindi le norme sul federalismo fiscale, sull'autonomia dei territori, sulle deleghe di funzioni, eccetera, eccetera, eccetera. Se non si sono fatti passi avanti, evidentemente, io ne prendo atto, non è proprio così vero che siamo tutti d'accordo. Ma perché ci sono le manine che poi escono, cioè a parole sono tutti d'accordo. Fa finta di essere d'accordo, e appunto poi c'è la manina che toglie questa cosa. Abbiamo Giulia da Venezia, poi saluto gli ospiti perché ho anche forato. Vai Giulia. Mirella cara, ciao, buongiorno a tutti gli ospiti che hai là e tutti gli ascoltatori. Allora Mirella, volevo dirti che tutte le mattine lo dici che la politica, ma io dico che no, sorda, ma anche fanno finta di girare tutto quello che girano. Perché Mirella? C'è voluta una botta come ieri per dire che mandano via quelli che hanno là, che ho chiamato il clan io ieri. E allora Mirella, ma quando si entra in Parlamento si deve avere onore e disciplina e onore, ma loro sanno benissimo chi mettono là. Perché vediamo come siamo messi, ma anche quando c'è scoppiata la guerra là di Trump qua ultimamente, le 4 settimane fa, io ho 78 anni a luglio, ne ho visti passare di governi, ma non ho mai visto una vergogna del genere. Perché quando succedeva qualcosa i presidenti andavano subito in Parlamento. Questa qua bisogna pregarla, e neanche non va quando vuole lei. Se i giornalisti la intervistano gli dà fastidio. Ma io sinceramente Mirella, ma si rendono conto che sono al governo? Non le ha mica ordinato il dottore che vada a fare il Presidente del Consiglio? Pensi di governare? Perché siamo stanchi veramente. Mirella, ti ringrazio e mi scuso se mi sono un po' Non devi scusarti, non dovete scusarvi, la trasmissione... Però è la verità Mirella. La faccio per voi. Una buona giornata a tutti e ciao Mirella, grazie per tutto quello che fai tu Mirella. Grazie, perché tu cara. non fai chiacchiere, quando una persona ha bisogno l'aiuti. Quando posso però, aspetta Giulia, quando posso fammi un piacere. Grazie cara Giulia, vede onorevole, lo dico anche all'avvocato Pavonetto, dottor Mattiuzzo, questi sono i nostri diversamente giovani che hanno voglia di parlare perché sono vivi e noi dobbiamo farli atterrare dolcemente, non violentemente. Li stiamo facendo atterrare violentemente, è questo che mi preoccupa. Avvocato, come ci saluta?
Allora, vi saluto dicendo che ogni volta che vengo a trovarti, ed è un grande piacere, percepisco sempre più questo distacco tra il paese reale e il paese legale, perché a parole siamo tutti bravi, facciamo tutta una serie di ricostruzioni che poi, se le ancoriamo al caso concreto, senti, ognuno di quelli che ha telefonato oggi o degli argomenti di cui abbiamo parlato contiene un importante nucleo di verità, senza partigianerie. Dobbiamo prendere spunto da quello che è anche il sentire comune, perché il buon senso, le nostre persone, quelli che ci stanno vicino, quelli che ci hanno insegnato a vivere, i nostri anziani, guarda, sono il nostro patrimonio, e se tuteliamo loro tuteliamo anche i giovani. L'assurdo è che mandando avanti una società più giusta, coesa e civile verso gli anziani facciamo un beneficio anche dei nostri giovani, perché alla fin fine, lo sappiamo, è un ciclo, prima o dopo arriveremo tutti là, quindi vogliamo approdare o atterrare, come hai detto tu, con tutti i paracaduti del mondo, e che il nostro ultimo periodo sia un periodo sereno in cui vediamo un'Italia che sta andando avanti e che ha una parvenza di equità. Io ringrazio veramente l'avvocato Luca Pavanetto di essere stato con noi, grazie anche all'onorevole Roger De Meniche, pillole di saggezza sempre a Sveglia Veneti, onorevole, ecco, ne faccia tesoro, grazie anche a lei onorevole, grazie anche al dottor Antonio Mattiuzzo, questo rappresentante bancario che ha spiegato anche molto bene, ecco, il comportamento che dobbiamo tenere, l'attenzione che dobbiamo mettere prima di firmare. Saranno anche piccole cose ma sono fondamentali, perché non finiremo mai di dire che dobbiamo parlare a queste persone che forse come una volta non si chiudeva la porta a chiave, adesso firmo e spero che mi vada bene, ecco, dobbiamo dire così. No, non dovete sperare, dovete stare molto attenti. Grazie, grazie ai miei ospiti, pubblicità. Franca Dariol, un'artista trevigiana con questa pittura ad acrilico che poi spiegherà questi quadri, queste figure, questi volti femminili bellissimi che ha portato questa meraviglia che abbiamo qui questa mattina. Saluto anche la dottoressa Moira Mascotto, direttrice del Museo Canova di Possario. Buongiorno dottoressa, che piacere rivederla, era un pezzo che non ci sentivamo più. Buongiorno e grazie per l'invito, per me è sempre un piacere essere ospite della sua trasmissione. Mi fa molto piacere, grazie a lei invece dottoressa Mascotto. Io vorrei partire proprio da Dariol, da questa donna, da questa figura femminile che ha capito forse che la bellezza, l'arte, soprattutto far vedere questi volti femminili, questa donna sempre messa all'angolo, che fa sempre fatica ad arrivare, che nonostante tutto si rimbocca le maniche, cerca di andare avanti, e ha capito anche l'importanza della cultura, dell'arte, del mondo del volontariato. I numeri sono numeri, Dariol, dall'anno si scappa, molte figure femminili, ma maschili molto meno. Ecco, cos'è l'arte per capire l'importanza di questa parola? Per lei quando è iniziato, questa sensazione che aveva dentro di lei, che capiva che c'era questa creatività? Prego. L'arte è sempre stata, insieme al disegno e alla pittura, il mio linguaggio naturale da quando ero piccola. Me lo sento molto bene, anche se poi comunque l'ho sempre accompagnato anche alla computer grafica, perché non mi piace fermarmi alla semplice pittura, esecuzioni manuale. Amo molto anche la tecnologia e quindi la inserisco anche in questo contesto. Per quanto riguarda invece le donne di spalle, che sono una delle mie caratteristiche, molti mi riconoscono da questo, è nato... Questa che abbiamo ad esempio dietro di noi, vero? Adesso fanno anche vedere, eccola qua un'altra, prego. Sono nate praticamente da uno spunto di Man Ray. In realtà mi piacevano molto le figure classiche, dove praticamente le donne venivano riprese magari di schiena o comunque senza abiti, con dei drappeggi. E Man Ray praticamente aveva creato, non so se la farà vedere la regia fra qualche attimo, questa immagine ripresa dalle violon di Ingres, dove praticamente lui, il corpo della donna lo fa diventare una cosa un po', non è questa, è una successiva. Dopo le vediamo. Dopo le vedremo. Anche questa è bellissima come schiena, con tutti i drappeggi che ci sono. Adesso, quella era di Ingres, è una delle originali di Ingres.
In questo modo praticamente lui dà questa caratteristica e fa assomigliare il corpo della donna a un violino, perché gli disegna praticamente le F sulla schiena. In realtà non è un dipinto nell'insieme, è una fotografia. E lui era un fotografo e questo lavoro è diventato molto iconico. A me piaceva molto questa sorta di simbolismo, metafisica e surrealismo messi insieme. Sono partita da quello per creare questa mostra che mi era stata commissionata dall'amministrazione del comune di Meolo per festeggiare la giornata internazionale della donna. Loro in realtà mi hanno notata a una mostra di lavori astratti, perché io faccio anche arte astratta e arte psichica, e essendo che la mostra astratta che avevano visto era nello stesso paese, sempre a Meolo, volevo fare una cosa un po' diversa e proporre, sono tornata in questo modo al figurativo, e con il figurativo ho deciso di rappresentare con l'idea di Man Ray, praticamente la donna di schiena, anche perché noi donne siamo abituate a vederci dallo specchio, quindi ci vediamo solo di fronte. Per noi è stranissimo vedere la nostra schiena e dobbiamo fare proprio una combinazione di specchi per riuscire a vederci. Gli altri invece ci vedono sempre dalla schiena, e quando i lavori, i dipinti di schiena li vediamo così, tendiamo un po' a immedesimarci un po' nel personaggio e a dire ma chissà cosa sta pensando, come in questo caso che stiamo vedendo con la donna che sta guardando il cielo, ci si immedesima in quello che starà pensando, nei suoi pensieri, nelle sue aspettative, si cerca di immergersi in quale sarà la sua vita, si crea una sorta di curiosità molto diversa. Forse anche, Franca Darioli, che questa schiena sia molto sensuale. La schiena ha un fascino particolare, è bellissima. Esattamente. Sbaglio? La schiena ha una sua sensualità, ogni donna ha una schiena diversa, dal tipo di schiena si può anche vedere, cioè, è una sensualità più pudica, esatto, possiamo dire così, e ogni schiena comunque ci dà delle caratteristiche di come può essere la persona. Ci sono delle persone da cui si può vedere in base alla colonna vertebrale che sono donne di maggior nervo, oppure sono più giovani, o si può leggere la schiena. Ecco, si può capire la persona. Si può capire la persona. Allora, adesso capiamo invece, prima di andare dalla dottoressa Mascotto, il nostro Franco Valeri, un uomo ad esempio, eccolo qua. Ciao Gianfranco. Gianfranco? Non lo sento Gianfranco. Allora, ecco, vediamo se lo riprendiamo Gianfranco. Proviamo a riprendere. Allora, dottoressa Mascotto, cosa ne pensa di quello che ha sentito lei, che respira arte, bellezza, questa meraviglia che abbiamo, perché è veramente una meraviglia questo museo Canova. Prego, dottoressa Mascotto. Dottoressa, mi sente? No, la dottoressa Mascotto non mi sente, Gianfranco non mi sente. I bambini hanno portato allegria, per fortuna. Allora continuiamo invece in attesa del collegamento con la dottoressa Mascotto, che vediamo ma non c'è. Allora, parlavamo appunto della sensualità femminile. Prego Darioli. Ecco, infatti nonostante la sensualità femminile sia rappresentata di schiena, io mi sono accorta che nei social c'è una volontà di censurare che va anche oltre quello che può essere il senso comune, perché mi vengono censurate delle volte addirittura delle donne riprese semplicemente di spalle e dove non si vede niente, perché probabilmente per qualche questione di algoritmo che c'è nei social mi vengono tolte e mi viene limitata la visualizzazione. Ho comunque sentito che succede a molti. Sì. Non ci credo. Mi arriva proprio il segnale, la tua immagine non può essere postata perché c'è una visione di nudo. Vabbè. Cioè entri nelle chiese e c'è il nudo, ok? Sì, infatti questa è una contraddizione che non riesco a capire. No, ha fatto bene a dirlo, perché indagheremo, perché è veramente una cosa che ha dell'incredibile. Prima si parlava di truffe, di sicurezza, ecco, vanno a vedere la schiena che diventa. Abbiamo la Mascotto in linea, per cortesia?
Dottoressa Mascotto, ecco, adesso ce l'abbiamo, prima la vedevamo ma non riuscivamo a collegarci, lei non mi sentiva, non so se ha seguito quello che ha detto Franca Dariol di questi quadri della figura femminile, ha sentito questa schiena che non può essere vista perché a qualcuno crea problema il nudo della schiena. Lei cosa dice, dottoressa Mascotto? Ma cioè nel 2026, pazzesco, prego. Allora, se è d'accordo Mirella, io vorrei affrontare il discorso su due percorsi diversi. Allora, da una parte non le ho mai raccontato questa mia passione per l'arte contemporanea, quindi per l'arte di oggi, che viene realizzata oggi. Infatti sa che il mio cuore pulsa per Canova, per il neoclassicismo, per l'Ottocento. Infatti mi ha fatto molto piacere prima che ci sia stato il passaggio per il pittore francese Ingres, e quindi sappiamo che è stato insomma, ha vissuto anche durante il periodo canoviano, e quindi anche affondare le proprie radici su questo terreno così fertile, guardando a quello che hanno fatto i maestri del passato. E quindi se da una parte c'è questa mio interesse verso gli artisti contemporanei, dall'altra parte mi sento di affrontare quello che è il tema della censura, e quindi come il giorno d'oggi l'arte non sempre possa esprimersi nella sua pienezza, nonostante si sia insomma negli anni che dovrebbero insomma permetterci di comunicare appieno quello che è il sistema dell'arte e l'espressione artistica. E quindi qui mi collego a un'esperienza vissuta di recente. Infatti il Museo Canova a dicembre dell'anno scorso è stato invitato presso Palazzo Barberini per un convegno organizzato dal Ministero della Cultura, dove proprio il tema era la censura. E quindi oltre a riportare degli esempi molto attuali di artisti che appunto non possono comunicare la propria arte perché rappresentano degli elementi, dei brani, per usare un termine un po' più tecnico, che il sistema non riconosce come arte. Per sistema intendo l'algoritmo, d'accordo? Non riconosce come arte, ma viene riconosciuto come pornografia. E quindi il Museo Canova vive un po' delle stesse dinamiche. Non sempre noi abbiamo la possibilità di comunicare, di utilizzare i nostri profili social per parlare della nostra collezione, per parlare del nostro artista, appunto perché invece di venir codificato come opera d'arte viene appunto identificato come pornografia. Ma è qui sottolineo quanto questo rappresenti una barriera, perché ovviamente in questo modo c'è un limite alla divulgazione e al coinvolgimento dei nostri follower. Franca Dariol, vedo che annuiva quando la dottoressa Mascotto parlava, come Bellissimo. Si fa a non concepire, ecco, e non condividere quello che ha detto, soprattutto questa censura che va a cozzare contro qualcosa che invece è la bellezza, è l'arte, invece di andare a cozzare dove servirebbe la censura. Ne abbiamo parlato all'inizio della mia trasmissione. Prego Franca. Infatti sì, bisogna sempre fare distinzione fra la reale pornografia e le opere d'arte, anche perché nell'arte si parla di bellezza. Capisco che ci siano anche delle opere d'arte di magari minor gusto dove il corpo della donna viene un po' brutalizzato. Io sono assolutamente contraria a quel tipo di arte. Ma normalmente l'arte si occupa di bellezza. La donna stessa quando nasce è nuda, anche l'uomo è nudo in nascita, quindi in realtà il corpo è bello così. Noi nasciamo nudi. Nasciamo nudi, infatti. Nelle scuole, nei licei, le modelle vengono dipinte nude quando si fa esercizio di figura disegnata. È una cosa normale, anche negli studi, credo, dei pittori
antichi, classici, le modelle venivano dipinte nude, non c'era assolutamente niente di pornografico, era ammirazione della bellezza nello stato più puro, nativo. Allora, prima di continuare io vorrei entrare in questa bellezza che abbiamo la fortuna di avere anche a 2 passi da casa, che è il Tempio Canova a Possagno. Andiamo a vedere e poi commentiamo. L'allarme è scattato a metà settimana quando dal soffitto a cupola del Tempio di Possagno, ideato e donato alla sua comunità da Antonio Canova, si sono staccati alcuni frammenti di intonaco. È stata l'opera dotazione del Tempio Canoviano di Possagno, l'ente che sovraintende alla tutela del manufatto, a decidere di chiudere subito l'accesso al pubblico per consentire l'esecuzione di manutenzioni. L'evento è avvenuto durante l'orario di chiusura e senza conseguenze per persone o cose. Non è ancora nota l'entità e la dimensione dei distacchi, né è possibile indicare una data di riapertura. Per questo motivo anche le celebrazioni religiose che normalmente si svolgono in questa monumentale chiesa parrocchiale sono state dirottate a Cavaso e presso i padri Cavanis. Nei prossimi giorni, fanno sapere le autorità, saranno avviate indagini approfondite col supporto di professionisti e restauratori qualificati. L'area interessata dalla caduta è stata subito messa in sicurezza. Il divieto di ingresso è stato deciso come misura cautelativa per consentire tutte le verifiche tecniche necessarie. Il tempio, strettamente legato anche per le visite dei turisti alla vicina casa natale di Canova con la gipsoteca, potrà essere ammirato per un po' solo dall'esterno. Allora, dottoressa Mascotto, come commentiamo, cosa ci dice? Vedremo altre immagini perché vi porto la bellezza di Canova nelle vostre case, seduti tranquillamente. Prego, dottoressa Mascotto. Sì, chiaramente non è area di mia competenza perché come noto sono 2 enti diversi, quindi l'ente che dirigo io è Fondazione Canova Onlus, l'ente invece afferente al Tempio è appunto l'opera dotazione del Tempio di Possagno. Quindi non voglio assolutamente essere ingerente negli enti. Infatti insomma, le immagini invece la riguardano adesso, dottoressa. Queste immagini che mandiamo invece la riguardano, infatti io ho fatto il prima e subito il dopo, prego. Comunque, detto questo, posso riportare le notizie che sono in mio possesso, ma che sono già state anticipate dal servizio, quindi si sono fatte delle verifiche e adesso è in corso tutta una serie di lavori per poter pianificare, per appunto sanare la situazione. Chiaro che per i nostri visitatori si crea, mi permetta di esprimermi, come una lacuna, perché chi viene a Possagno ha piacere di conoscere Canova a 360 gradi, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che attraverso l'esperienza all'interno del nostro museo ha la possibilità di conoscere la vita, l'opera, l'arte, la poesia, però è innegabile che il Tempio crei un completamento a questa conoscenza, a questa esperienza. E devo quindi, se da una parte c'è una lacuna, dall'altra parte cerchiamo di far sì di colmarla attraverso quelle che sono delle informazioni, attraverso la pubblicistica che è stata realizzata nel corso del tempo, con l'auspicio, la speranza che questa situazione si risolva il prima possibile. La ringrazio veramente, dottoressa, per come ha spiegato. Vede, la trasparenza dovrebbe regnare sovrana anche per quanto riguarda la bellezza del territorio, cosa c'è, di chi è, come ci si comporta, perché veramente siamo sempre all'oscuro, non c'è molta informazione, specialmente per quanto riguarda la bellezza e l'arte, che è la storia.
io sono convinta che salverà il mondo proprio l'arte e la bellezza. Io sono convinta di questo e sono convinta che se i nostri ragazzi fossero portati molto di più a condividere le bellezze del territorio, spiegarli, forse avremmo anche meno maranza e meno bulli in giro per le strade. Il problema è che non è colpa loro, è qualcuno che dovrebbe unire le forze per far capire che questi ragazzi, che chissà quanti di loro magari hanno questa creatività come l'ha avuta lei, e magari non lo sanno di avere, perché bisogna tirarla fuori, bisogna capirli. Ecco, forse qualcuno dovrebbe occuparsi di questo. Cosa dice allora Dariola? Vedevo anche lei, ecco, a guardare questi ma avete visto che opere? Ma sembra che veramente sono vive, sono opere vive che ti parlano. Tu fermati e loro ti parlano. Prego, Dariola. E anche Canova aveva preso spunto dalle opere classiche greco e romane e cercava l'armonia e la bellezza. Nonostante questo era stato anche criticato proprio per il fatto di concentrarsi molto e quasi solo sull'estetica delle opere. Ma in realtà bisogna ricordare che lui si è molto dato da fare anche per recuperare delle opere che erano state trafugate italiane dall'esercito di Napoleone, fra questi ad esempio i cavalli di San Marco, è merito suo, se mi conferma la direttrice. E questa è una bella curiosità. Poi per quanto riguarda invece... Aveva visto lungo, Canova, vedeva molto lungo, aveva una visione lunga. Prego, prego. E per quanto riguarda l'arte effettivamente fra noi artisti ci diciamo sempre che crea ponti, crea possibilità di nuove relazioni, quindi si riesce a discutere di cose che vanno anche al di là di molti argomenti che vengono utilizzati più comunemente. Apre la mente l'arte, si riesce a vedere le cose in modo diverso, è un linguaggio universale che fa piacere. Che fa piacere. Abbiamo Giusy, poi andiamo dalla dottoressa Mascotto. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. E ora Mirella, quando che vado al museo di Canova mi metto davanti alle tre grazie che sono figlie di Zeus. Mandiamo le immagini per cortesia, grazie. Vai Giusy. Che dopo tutte le altre statue, diciamo, che ha fatto il Canova, io mi fermo sempre davanti alle tre grazie perché sono figlie di Zeus. Siccome che sono andata 15 anni in Grecia e ora mi piaceva di studiare, di sapere anche chi che era queste tre grazie, e ho capito che era figlia di Zeus e poi aveva altri figli, insomma. Comunque queste qua sono meravigliose. Vi saluto. Grazie cara Giusy, ecco la statua dottoressa Mascotto che intriga questo visitatore che vuole saperne di più, che vuole conoscere. Ecco perché dico che forse l'arte salverà il mondo, ma proprio sono convinta di questo, i nostri giovani. Prego dottoressa. Sì, credo che mi trovi davvero molto accogliente su questa affermazione, la bellezza salverà il mondo, perché grazie alla bellezza la bellezza può essere un tramite per diventare un nostro stile di vita, per forgiare i nostri pensieri, perché siano pensieri positivi, siano pensieri appunto belli. E credo che di aver avuto proprio in questi mesi la fortuna di confrontarmi con delle persone che hanno proprio uno sguardo, un'attenzione a questa prospettiva, a questo modo di pensare, quindi parlando anche proprio dell'ambito educativo. Il risultato di questi confronti è stato sì, il mondo della scuola deve formare, deve dare conoscenze, deve dare competenze, ma alla fin fine il succo, la sintesi deve essere questa, che la scuola non deve dirci cosa faremo, ma chi saremo, e quindi perseguendo questo obiettivo sono certa che potremo migliorare la nostra società.
Sa, dottoressa Mascotto, io ho avuto degli insegnanti ed ero proprio d'accordo. L'importanza, ad esempio, di insegnare il restauro. Si fa molto poco e invece è una cosa che potrebbe intrigare tantissimo i giovani, il restauro. Cosa ne pensa, dottoressa Mascotto? Beh, allora, le dico, io ormai sono grande, oggi le racconto un sacco di cose personali. Allora, io ormai sono grande, ma continuo a essere inserita nell'ambito della formazione, sia io che faccio formazione e quindi che vado in classe per condividere il mio sapere, le mie passioni, meglio vorrei dire, con i ragazzi, ma allo stesso tempo mi siedo anche nei banchi di scuola e quindi in quest'ultimo periodo ho avuto il piacere di frequentare un corso organizzato da proprio un istituto di formazione del territorio, penso di poter fare tranquillamente il nome, quindi organizzato dall'Irigem, dove si parlava di conservazione della carta e di digitalizzazione del patrimonio archivistico, e quindi insieme con me c'erano molte altre persone che hanno seguito questo corso. È un modo per sensibilizzare sulla conservazione del nostro patrimonio cartaceo e come poterlo tramandare alle generazioni future, come poterlo anche valorizzare per appunto questa facilità di condivisione attraverso il digitale. E allo stesso tempo ho il piacere e l'onore di poter frequentare una scuola di alta formazione, in particolar modo formazione indirizzata all'arte sacra, e quindi anche questo è un modo per conoscere, e solamente attraverso la conoscenza possiamo capire l'importanza delle opere che abbiamo in custodia, come poterle preservare al meglio, appunto per poter garantire loro la più lunga vita possibile. Quindi è chiaro che l'ambito del restauro, la formazione nel restauro è molto specifica, d'accordo, però credo che per chi ha la passione per questo mondo, e come ci siamo detti speriamo che questa passione, questa conoscenza si allarghi a macchia d'olio, il sapere, avere delle nozioni in quello che è il mondo della conservazione e poi del restauro sia imprescindibile. Dottoressa Mascotto, io ho avuto diversi genitori che vanno nelle scuole, specialmente genitori molto provati, con storie di vissuti terribili, quali hanno detto: ma tutto sommato questi ragazzi non è che ci seguono molto, li vedo distratti, li vediamo distratti, non attenti. Lei invece, quando propone di incontrare l'arte e la bellezza, come vede questi ragazzi? Allora, per me, quando dobbiamo... riporto due esperienze. Allora, quando li incontro qui a Possagno è molto più facile. Perché? Perché intanto loro si trovano in un ambiente nuovo, circondati da bellezza, quindi tutti gli input che io comunico diventano per loro materiale prezioso. Quindi ho questo onore di avere la loro attenzione, e sappiamo che l'attenzione al giorno d'oggi è materiale davvero prezioso, quindi bisogna catturarli subito e ci si gioca questa attenzione nei primi minuti. Loro hanno questa capacità subito di cogliere se la persona che hanno di fronte ha l'amore e ha la capacità di comunicare loro qualcosa di importante, e quindi qui in museo si vive questa dinamica. In classe, devo dire, è un po' più difficile perché è un ambiente per loro un po' più rilassato, dove magari hanno la possibilità di avere tutti i loro device, il telefonino, il computer e tutti questi elementi che sono un po' di elementi di distrazione, però lì bisogna cercare di renderli parte attiva, e quindi cercare di proporre degli incontri che non siano solamente di
trasferimento ma di coinvolgimento, quindi facendo chiaro, dando quelle che è l'infrastruttura dell'impostazione della giornata, dare loro appunto delle informazioni, però allo stesso tempo poi cercare di renderli interattivi attraverso dei workshop, cercando anche il confronto, perché quanto io posso dare qualcosa a loro, e non lo dico per retorica, quel tanto loro possono restituire a me, perché allora parliamo di comunicazione, parliamo di marketing, parliamo di progetti, e quindi loro, da canto loro è che sono giovani, sono freschi, quindi possono svecchiare, tra virgolette, quelle che sono magari le mie formule. Molto chiare, la ringrazio. Ecco, non si può fare tutto a scuola e un po' portarli a toccare con mano quello che ti ho spiegato a scuola, dove io posso vedere l'attenzione che riesco a catturare. Io vorrei catturare l'attenzione, prendiamo questo dipinto, eccolo qua, questo quadro che lo facciamo vedere, eccolo qua, ecco, lo tengo io, ecco, questo cosa rappresenta? Questo è un lavoro astratto materico, un po' psichico. Ecco qua. Perché io ho seguito anche una corrente, una metodologia di studio che parte dagli anni 60-70, denominata arte psichica. Questo praticamente è solo l'espressione di un'emozione, perché non serve solo rappresentare l'aspetto esteriore degli oggetti. C'è un passaggio successivo che prende gli artisti, che è quello di rappresentare anche semplicemente delle emozioni o dei concetti astratti. Perché ad esempio come si fa a dipingere l'inquietudine? L'inquietudine non ha una forma fisica, delle linee definite, e quindi si dipinge, lo lascio qui, lo sposto, si dipinge in altri modi. Con questo ci viene incontro l'arte psichica, che è stata tutto un sistema di pensiero messo a punto dal filosofo e maestro indiano Baba Bedi XVI, che è, conoscete Sandokan, il padre di Kabir Bedi, il Sandokan dei telefilm. Lui praticamente era un rivoluzionario indiano nato in Punjab nel 1909, che poi si è ritirato dalla vita, dalla fede della propria famiglia e ha iniziato a studiare altre cose. Ha difeso il Punjab dal colonialismo inglese, è stato catturato, torturato, è entrato in vita politica per un paio di anni, dopodiché si è ritirato, ha messo in moto praticamente, ha messo su l'Istituto del Non Conosciuto, perché lui si è concentrato per una serie di accadimenti che ha avuto nella sua vita a cercare di capire da dove provengono quelle intuizioni che ci arrivano a volte come dei flash. Ad esempio lui si è trovato a dire una cura su quali erbe usare a una persona praticamente sconosciuta, lui non sapeva assolutamente nulla di erbe, questa persona è guarita, lui si è stupito di questo, ha detto ma come mi è successo, io non so niente di erbe. Per una serie di altre coincidenze ha messo su questo istituto del non conosciuto nel 1961 e 2 anni dopo ha messo su anche The Center of the Psychic Art, dove praticamente lui sperimenta in tutte le direzioni possibili l'arte psichica, compresa quella terapeutica. In quel momento praticamente molti artisti dall'America, in particolare dal movimento hippie, lo vanno a trovare in modo da poter avere dei nuovi mezzi di espressione e di ampliamento della propria arte. Prendiamo anche l'altro quadro, Franca, che così facciamo capire sacro, profano, moderno. Prego. È uno stile di disegno. Lo tengo io, lei lo spiega, eccolo qua. Questo è fatto in stile di disegno psichico, non fa parte della prima serie di disegni che si fanno per approfondire questo sentire, è una fase successiva. Questo si intitola tenerezza, perché dopo aver studiato e assimilato questo sistema di lavoro, ci vorrebbe un'intera puntata per spiegarlo, scusatemi, si capisce che semplicemente pensando e meditando, diciamo così, concentrandosi su un termine, focalizzandosi, si riesce praticamente a disegnare
lasciando libere le proprie mani, il concetto che si voleva rappresentare, in questo caso tenerezza. Perché anche la tenerezza fa parte di quelle cose che, come si fa a dipingere la tenerezza? Dipingiamo due persone che si abbracciano in modo tenero? Ma se invece volessimo dipingere la tenerezza come un concetto astratto a sé stante, l'arte psichica ci viene incontro. E quindi, ad esempio, vediamo se mi si vede in questa parte, si vede che la tenerezza è, come dire, una cosa gialla che si muove sinuosamente con alcuni occhi davanti e uno dietro, ed è una cosa molto morbida e si muove in uno spazio anche verde e blu, che è uno spazio di crescita, ed è attorniata da del colore azzurro, perché Baba Bedi aveva studiato anche un modo per definire i colori, il significato dei colori molto diverso dalle tradizioni che siamo abituati a studiare. L'azzurro in questo caso è la nostra sensibilità psichica. La nostra sensibilità psichica, che è quella che ci permette di utilizzare questa modalità artistica, non è nient'altro che quella che viene chiamata dagli psicologi o parapsicologi sesto senso o percezione extrasensoriale, raggio invisibile dagli egizi, insomma la capacità di vedere e sentire oltre i nostri 5 sensi. E quindi questo è uno dei miei lavori psichici preferiti, ovviamente. Dottoressa Mascotto, come commenta queste parole, emozioni, sensibilità, tenerezza? Che bello sentire queste parole quando tutti i giorni invece sentiamo violenza, 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 tenerezza, bellezza, sensazioni, emozioni. Prego, dottoressa Mascotto. Sì, faccio un discorso un po' più ampio, quindi come dicevo prima c'è un forte interesse da parte mia verso il mondo dell'arte contemporanea, verso l'arte di oggi, ma perché? Perché come è sempre stato l'arte si fa interprete del nostro tempo, anzi gli artisti anticipano quello che è la nostra contemporaneità. Quindi mi ricordo in un progetto che avevo seguito durante la pandemia, d'accordo, dove non so a ricordare quale era lo stato d'animo, e quindi si sentiva nelle opere che facevano parte di quel progetto da una parte un malessere, d'accordo, per quanto si era vissuto, quanto si stava vedendo, però dall'altra parte si viveva anche un'apertura di speranza, d'accordo, di dover proseguire, di dover riaprire, di dover ricostruire. E quindi adesso, sentendo le parole della vostra ospite, mi sembra di rivivere appunto un po' quelle emozioni. Molto bello questo. Ecco, perché la parola emozione, dottoressa Mascotto, ecco, io la vedo poco veramente nei giovani. Però se poi li gratti un pochino, ad esempio basta un semplice microfono che glielo metti davanti all'improvviso e vedi l'emozione che esplode, diventano rossi, cominciano a tremare. Pensate, un microfono riesce ad emozionare, quello che magari non si riesce con qualcos'altro, magari anche con la parola. Questi ragazzi che fanno fatica a guardarti negli occhi, hanno sempre gli occhi bassi, se voi osservate, ecco, fai fatica a incontrare i loro sguardi, però se riesci a catturare, ecco, a intrigare quel ragazzo e incontrare lo sguardo, questi occhi, gli occhi dicono molto, gli occhi parlano. Prego, Dariol. Sì, sono d'accordo, ma io capisco anche che le cose dai ragazzi, io ho un figlio di quasi 18 anni, vanno fatte, loro sono anche un po' stanchi di dover continuamente assimilare. E le cose si capiscono meglio facendole, quindi anch'io amo far disegnare e dipingere i ragazzi, mio figlio l'ho fatto dipingere tantissimo anche insieme. Anche da piccolo? Sì, o anche ad esempio
ho avuto la fortuna di fare una supplenza 2 giorni in una scuola dell'infanzia, li ho fatti giocare con la plastilina e per loro è una gioia immensa poter lavorare e creare qualcosa con le mani, perché diventa manualità, diventano poi protagonisti, questo li illumina. Ovviamente queste cose sì, vengono fatte fare, poi purtroppo crescendo nelle scuole si tende ad andare su magari maggiore tecnologia o discipline diverse, si tralascia un po' la disciplina manuale, ma molti sono affascinati, giovani di adesso, dall'artigianalità. Ad esempio io vedo, mio figlio mi racconta sempre che ha un compagno di classe della sua età che si cuce i pantaloni, si ritaglia i modelli alla macchina da cucire e lui è affascinato da questo. Mio figlio ha imparato ad aggiustarsi, ad accorciarsi i pantaloni. I ragazzi, quando gli si dà i mezzi in mano per fare, non so se tutti allora io le racconto due storie, una per lei e una per la dottoressa Mascotto. Per quanto riguarda i pantaloni, io ho incontrato un Maranza, quei famosi Maranza che dicono, no? E la prima cosa che ho notato era che è vestito in maniera incredibile, che mi piaceva molto. E ho detto, ma che bello che sei, ma guarda, lui mi guarda e mi dice, sicura? Sì, sì, ho detto, proprio, mi piace tantissimo, sei veramente rock come piace a me. Sai che mi sono disegnati io questi vestiti? Ma dai, ho detto, sì, sì. E come mai sei così triste? Io ti faccio un complimento, tu appena sorridi, perché sono appena tornato alla scuola e la mia insegnante mi ha detto, ma dove vai vestito così? Vai a casa a cambiarti. Dottoressa Mascotto, per lei invece, un mio amico mi racconta del suo nipotino di 4 anni che è al bar, sta prendendo il cappuccino. A un certo momento questo bambino lo prende per la giacca e gli dice, nonno, hai visto che là c'è un Picasso? Si gira e c'era una stampa di Picasso. 4 anni, dottoressa. E gli ho detto, e come mai mi racconti questo? Per farti capire cosa si può fare a 4 anni, perché sai, mia figlia lo porta sempre a musei, a mostre, e questo bambino a 4 anni riesce a capire che sta guardando una stampa del Picasso, perché la mamma glielo aveva spiegato. La mamma lo porta, gli spiega. Pensiamo alla potenzialità di questi bambini, che li vediamo sempre piccoli, la famosa sei troppo piccolo per capire. No, assolutamente, no, sei troppo tu grande per non capire, io sono piccolo e devo capire. Tanto è vero che dall'inizio è perché la curiosità. Dottoressa Mascotto, ma si rende conto, 4 anni, entra in una pasticceria e riconosce la stampa del Picasso. Prego. Quindi qui ovviamente mi sento di dover riportare qual è il nostro impegno, il nostro inteso ovviamente come Museo Canova per il mondo della scuola, per il mondo della famiglia, e quindi sa che noi abbiamo messo in essere tutta una serie di attività, chiamiamoli di laboratori didattici, di esperienze didattiche per i ragazzi che vanno proprio dall'asilo fino alla conclusione del percorso di formazione. Quindi abbiamo anche proprio dei laboratori, dei percorsi per bambini molto piccoli nei quali si gioca con i colori primari, secondari, e ovviamente il laboratorio è sempre associato a quella che è l'esperienza all'interno del museo. Abbiamo anche delle attività una volta al mese e ci tengo a dire che sono tutte attività gratuite per le famiglie, quindi facciamo vivere l'esperienza in museo e di laboratorio per le famiglie, quindi vuol dire che i genitori stanno assieme ai bambini e vivono l'esperienza al museo Canova. Per andare in continuità con quanto lei diceva, una volta ho vissuto un'esperienza molto per me molto significativa su quello che i bambini
possono non solo apprendere ma anche proprio capire. E quindi che cos'era? Era un lavoro portato su una piattaforma nel quale si riportavano delle registrazioni vocali dei bambini che interpretavano delle opere d'arte, quindi poteva essere per esempio l'opera di Picasso piuttosto che artisti che avevano un linguaggio astratto, quindi difficilmente una persona. Allora, di solito cosa succede? Che ci sono gli storici dell'arte, i critici, che ovviamente grazie alle loro conoscenze, alle loro competenze ci aiutano, ci accompagnano nel comprendere l'opera d'arte, nel contestualizzarla, ci accompagnano nel capire il messaggio che l'artista ci voleva trasmettere attraverso quell'opera. È stato meraviglioso sentire delle registrazioni audio di bambini, ma bambini molto piccoli, che senza avere questo bagaglio di informazioni interpretavano quello che l'artista ci voleva dire. E le garantisco che quello che riportavano era davvero significativo e molto spesso coincidente con quello che i critici ci insegnavano. Quindi ce la racconta lunga, non solo sul fatto di riconoscere opere, di conoscere nomi, eccetera, ma proprio su quella che è la capacità di leggere un'opera. Molto chiaro. Abbiamo Luciano da Legnago. Vai Luciano. Luciano? Pronto? Il centralino è già il secondo. Pronto Luciano? Non lo sento. Allora vedo che annuiva Franca Darioli quello che si raccontava di questi bambini, che forse se riusciamo a far capire e noi a capire che forse è la direzione giusta. Io penso sempre che sono gli adulti che non hanno capito niente. Pensi, lo dico anche alla dottoressa Mascotto, che ho questo grande amico che è Andrea Eri, che è il direttore della Fenice, direttore generale della Fenice, dove raccontava qui, che l'ho invitato, e quando lui fa questi laboratori all'interno di questo teatro per mettere assieme bambini e genitori. Poi loro girano questi video, che poi li rifanno vedere, e il paletto più grande che ha incontrato sono proprio i genitori. Sì. I genitori che fanno fatica a giocare con i propri figli, che non vogliono essere ripresi mentre giocano con i propri figli. E lui ha trovato questa situazione a dir poco imbarazzante, mentre lui vede la felicità del bambino quando con questi genitori fa questi giochi, crea queste meraviglie che veramente fanno parte anche del teatro della Fenice. Franca Darioli, cosa diciamo a questi genitori? Perché l'ha detto non uno qualunque, sì, uno che tocca con mano quella che invece è la realtà di questi, non tutti, perché ci sono certi hanno dei genitori meravigliosi, sì. Non spariamo nel mucchio, per carità, però tutti i bambini hanno delle capacità enormi e imparano ed apprendono principalmente giocando, il loro modo di apprendere. Lo stesso Bruno Munari a una conferenza, e comunque lo scrive, dice che la creatività allo stato puro, per avere delle idee fantastiche bisogna rivolgersi ai bambini, perché non hanno tutte le schermature mentali che abbiamo noi adulti, che ci siamo fatti e che ci sono stati messi. Loro riescono ad arrivare a delle soluzioni in modo molto più diretto rispetto agli adulti. La interrompo un secondo perché sennò vedete cadono le linee. Lino da Mantova, vai Lino. Buongiorno Mirella. Buongiorno, scusa Lino, mi scuso con Luciano da Legnago e anche con Gianfranco Valeri, ma non sono riuscita a passare le linee. Mi scuso, ma sapete come funziona. Prego. Grazie. Comunque la vostra trasmissione anche oggi mi piace molto. Grazie. Ma sì, prego, i genitori effettivamente devono essere in primo piano, lontano dai social, dialogare. Ci sono dei bambini, io conosco 2 o 3 ragazzine e bambine che sanno suonare il piano e altri strumenti, perché i genitori sempre gliel'hanno insegnato, piano piano, piano piano, e anche portarli ai musei, certo, è una buona cosa. Una volta c'erano, cambiando discorso, gli scout erano persone che venivano su bene,
però bisogna seguirli finché non hanno l'età adulta, perché sono sempre sui social, se no, e vanno come quel ragazzo che ha parlato lei, con i pantaloni rotti, e ha fatto bene a fare questo discorso a lui. Io dico che devono dialogare sia i giovani. Non aveva i pantaloni rotti, aveva i pantaloni con le frange, che a Mirella piacciono tantissimo le frange. Ecco, si era creato questo abbigliamento. Vai Lino. Vabbè, comunque, per concludere, signora, anche noi della nostra età devono dialogare tra loro, non sempre sui social. C'erano 20 persone ieri dove siamo andati in un ambulatorio, ma ce n'erano 19, tutti là accaniti da una cosa, neanche una parola. Noi andiamo dappertutto, dopo la lascio e mi scusi se glielo confidenzio, a Roma, Sicilia, ma noi parliamo con tutti, quelli che non ci accettano li lasciamo stare, ma con l'educazione si va dappertutto. Il dialogo ci vuole anche tra i grandi, non la freddezza umana, e questo è il momento di queste persone, questa generazione che non parlo già dai nostri, quelli della nostra età, la freddezza umana noi non lo toleriamo, né io, né mia moglie, né mia figlia, né mio nipote. E scusi e complimenti ancora per la trasmissione. Grazie caro Luciano, veramente, grazie Lino da Mantova. Luciano, mi dispiace, dovete rimanere però al telefono di più, perché così poi riusciamo anche a passare le linee, perché capite l'importanza anche di far finire il discorso agli ospiti. Questo che però traspare è la bellezza di quello che parlavo stamattina, la bellezza di questi ragazzi. Io li vedo tutti belli, non so, io li vedo bellissimi, ecco, hanno veramente questi volti, questi sguardi incredibilmente puri, belli, anche quelli che sopra le righe Mirella li vede belli. Cosa volete? Sono fatta così, cosa ci posso fare? Però io non riesco a capire perché non riusciamo a fare, proprio grazie a questo splendore che abbiamo dell'arte, della bellezza, di quello che ci circonda, a rapire la loro attenzione con qualcos'altro. Ecco, io non riesco a capire. Potremmo avere tutte le forze del mondo, la dottoressa Mascotto ne sa qualcosa, quando ho portato i diversamente agili avrò fatto anche un passetto piccolo, ma li ho portati a vedere, anche lei è rimasta entusiasta, in silenzio, molto attenti, non hanno disturbato, anzi, ecco, sembrava come che la bellezza entrasse in questi volti, in questi corpi meravigliosi, e spero che qualcuno riesca a capire l'importanza di farli uscire, di fargli incontrare la bellezza che incontreremo anche sapendo cosa è riuscito a fare Canova. Andiamo a vedere questo testamento Canova. Scoperto il primo testamento di Antonio Canova, datato 1799. Il documento è emerso quasi per caso durante la sistemazione dell'archivio parrocchiale di Possagno grazie allo studioso Marcello Cavarzan. Si tratta di una bozza notarile redatta dal prestigioso notaio bassanese, amico e uomo di fiducia di Canova, il conte Tiberio Roberti, quando lo scultore era ancora 42enne, ma già dimostra chiaramente il suo animo filantropico e soprattutto il suo amore per la sua città natale e per la gente che vi abita. Nel documento, che ancora non si può visionare in attesa del placet della curia, il primo, cui ne seguiranno altri 5, vengono disposte la creazione di una biblioteca artistica e di una raccolta di statue in gesso nella sua casa di Possagno, dove i giovani possano esercitarsi nel disegno, il lascito della maggior parte dei suoi beni alla comunità possagnese e la concessione annuale di 3 doti nuziali a giovani donne del paese, primo esempio di tutela e garanzia della libertà economica alle donne. È palpabile l'emozione di chi ha trovato in una cartellina ancora mai aperta o quasi il prezioso documento. È già il riassunto delle volontà che poi ripeterà modificandole, ma in bene, sempre a favore del paese, dei parenti. C'è l'introduzione che secondo me l'introduzione che è una poesia di uno che ha una coscienza talmente limpida e pulita, che c'è una scala gerarchica, il bene, l'anima, i parenti stretti, la madre, i fratelli, i parenti, i poveri.
è una cosa, è un testamento di un santo uomo. Ma questo è il suo lato intimo, il suo lato personale, il suo amore per Possagno, per la sua patria, perché lui la chiamava patria. Questa era la sua patria e lui da sempre ha voluto dare ai possagnesi, cosa che ha fatto e che continua a fare anche dopo 200 anni dalla sua morte. Un artista esemplare che si rivela sempre più un uomo esemplare, un uomo buono, interamente vocato alla sua arte, alla sua libertà e all'attenzione per la sua terra. Quando parliamo di Canova dobbiamo sempre cominciare dal suo essere artista, dal suo essere scultore, il più grande scultore del neoclassicismo, però poi dobbiamo anche curare l'aspetto umano, un uomo estremamente generoso, un uomo che si è prestato per fare la storia del suo tempo. Abbiamo Luciano da Legnago, vai Luciano. Vabbè, niente, non funziona stamattina, vabbè. Allora, come chiudiamo, dottoressa Mascotto? Con quale parole ci saluta, con quale messaggio? Prego, dottoressa. Ma io riprenderei il suo ultimo passaggio, quando ha parlato di quella bellissima esperienza che abbiamo vissuto qua assieme, accogliendo le persone appunto che hanno delle disabilità fisiche, ma tutti abbiamo delle difficoltà e quindi tutti sono invitati a venire a godere della bellezza. Però voglio chiudere appunto proponendo a lei di ripetere questa esperienza, perché per il Museo Canova è un onore poter contribuire perché la società abbia delle opportunità, abbia la possibilità di godere appunto della bellezza in questo caso canoviana. Vede, dottoressa, qual è l'ostacolo? I genitori, il trasporto e gli educatori. Ecco, io ho 3 barriere e dovrò superarle, ma non è facile. Adesso sono cambiate anche tante cose, spero di riuscirci. Perché loro, vede, dottoressa, non riescono a difendersi da soli, non ce la fanno, poveretti. Ecco, bisogna capire di entrare in questo meccanismo, tanto è vero che sto organizzando con i genitori una mostra, la inviterò, le manderò l'invito, si terrà anche a Franca Dariol, che si terrà il 4 di aprile sotto la loggia dei Cavalieri a Treviso, dove veramente ci saranno queste foto dei diversamente agili, diversamente abili come li chiamo io, per far capire l'importanza di vivere la quotidianità. È organizzata, ho voluto assolutamente che la facessero i genitori di questi ragazzi e pensi, dottoressa, lo dico anche a Franca Dariol, il titolo che hanno messo, ho deciso, dovete essere voi a fare tutto, indovini cosa hanno creato come io ci sono. Perciò penso che poche parole, pensate, ecco, la bellezza di queste parole, cosa vogliono dire 3 parole per loro? Io ci sono, perché ancora oggi non esistono, per molti non esistono. Perciò le arriverà l'invito, mi farebbe tanto piacere averla ospite, se naturalmente sarà libera, anche a Franca Dariol, perché penso che per loro sia molto importante far capire che questa mostra, che sarà itinerante, gireremo l'Italia e non solo. Il direttore degli alberghi di Venezia ha detto che sarà esposta anche negli alberghi a Venezia. L'ha detto qui ospite a Sveglia Veneti, per capire l'importanza dell'inclusione proprio con la bellezza di questi sguardi. Grazie veramente, dottoressa Mascotto. Franca Dariol, come ci saluta? Con quale messaggio? Quindi il 4 aprile in Loggia dei Cavalieri, io prometto di venire al più presto con mio figlio a vedere il Museo Canova e io aspetto chi vorrà venire invece dal 21 giugno in loggia, nella loggia comunale di Noventa di Piave fino al 7 luglio a vedere la mia prossima personale. Ecco, abbiamo avuto il sindaco proprio l'altro giorno, Marcello Banu di Noventa di Piave, ospite qui, perciò mi fa piacere che l'abbia detto. Allora andiamo in giro dappertutto, è arrivata la primavera, anche se hanno detto che per qualche giorno avremo una coda dell'inverno, ma poi la primavera esploderà. Grazie, grazie alle mie ospiti, pubblicità.
come poteva mancare? Assolutamente non poteva mancare Don David Berton, veramente, che ringrazio, che è il parroco di San Biagio di Calalta, per questa benedizione che noi quasi sicuramente faremo anche questa mattina. Poi chiederemo a Don David, che ringraziamo, perché penso sia molto importante in un momento così delicato. Prima abbiamo parlato di bellezza, ma bellezza vuol dire anche fragilità, e vorrei sentire anche cosa ne pensa Don David Berton. Soprattutto vorrei far vedere questa importante locandina, ecco qua, relazioni che generano vite, eccola qua, relazioni che generano vita, rivolgendosi soprattutto ai minori, a questi ragazzini, ragazzine, a queste fragilità, perché è molto importante. Prego Don David, allora perché questa locandina, cosa succederà? Prego. Ma intanto saluto tutti gli ospiti e i nostri telespettatori, grazie Mirella anche dell'invito, come sempre in questa occasione anche della Pasqua. Ma ho portato questa locandina che è un appuntamento a livello diocesano, non è solo legato alle mie parrocchie, ma è proprio coordinato e organizzato dalla nostra diocesi. 2 serate con 2 relatori anche giovani e bravi, perché sia Don Paolo Baroli, che conosco anche personalmente, poi Sor Maria Grazia Vitigni, che presentano 2 serate legate alla tutela dei minori, e quindi il titolo che si è voluto dare, che la diocesi ha voluto dare, è proprio relazioni che generano che generano vita. Cioè le relazioni, noi sappiamo, non basta parlare di relazioni, le relazioni devono essere anche sane, e quindi questo è, come dire, lo spartiacque, credo che sia importante. Prima ho seguito l'artista e anche la dottoressa che cura il museo di Possagno, molto interessante. Ecco, è vero che i ragazzi, voi avete portato degli esempi molto, molto significativi, ragazzi che sanno anche interpretare un'opera d'arte, o giovani ragazzi che si approcciano alle varie forme d'arte, quindi si parlava di chi già suona uno strumento musicale, di chi si butta ed emergono e si vedono emergere le qualità magari sul disegno, sulla pittura e così via. Ecco, le relazioni che generano vita sono di questo tipo, ma ci sono anche relazioni tossiche nella nostra società, purtroppo, e dobbiamo segnalarlo. Queste non generano vita, anzi fanno regredire la vita di questi piccoli. Se possiamo immaginare, possiamo paragonare i nostri giovani come a dei boccioli. Ha presente Mirella un bocciolo di rosa, di fiore, quando improvvisamente ad aprile viene una ghiacciata? Ogni tanto capita, viene il ghiaccio, viene un freddo tremendo, bruci, non sboccerà più bene, sboccerà ma non sboccerà più bene, porterà dei segni, soprattutto nei petali più esterni. Che bello questo esempio. Porterà le bruciature di quel ghiaccio che è venuto anche solo una notte. Allora davvero le relazioni, bene, è giusto rimanere in rete, rimanere in relazioni, ma che siano relazioni che generano vita, non morte, non scottature. Che bell'esempio, questo fiore, fatalità, un fiore bellissimo. Che io li vedo così i nostri ragazzi. Guarda, abbiamo fatto l'altra settimana le cresime, vederli lì erano titubanti, erano emozionati, come diceva anche prima lei, qualche volta non osano neanche alzare lo sguardo, però sono dei bei ragazzi, sono dei bravi ragazzi, una potenzialità, ripeto, un bocciolo che potenzialmente ha 1000 petali. Vediamo di farli uscire tutti. Allora, approcci e attenzioni per favorire relazioni mature nelle dinamiche personali e comunitarie, a cura del Servizio Diocesano Tutela Minori. Ecco, cosa vuol dire tutela minori, Don David, in un 2026 e anche appena passato il 2025, dove questi ragazzini e ragazzine hanno alzato molto l'asticella, veramente hanno iniziato ad alzare l'asticella in maniera molto violenta. Il problema è che sono pochi rispetto a quelli bravi che si comportano bene, che fanno delle buone azioni, ma che non hanno la visibilità. La visibilità riescono a catturare, la catturano questi pochi cattivi ragazzi, non bravi ragazzi, e che fa sì che però a loro piaccia molto, si sentono dei sceriffi, si sentono delle persone. Invece dobbiamo capire
che sono fragili, ma veramente come neve al sole, quando tu li prendi a uno, sono di una fragilità unica. Sì. Ecco, come si può fare? Come si può unire le forze per recuperare? Perché sono ancora recuperabili. Io credo che abbiamo anche tanti bei segni di sinergia tra le istituzioni anche. Penso alla parrocchia che si interfaccia con una direzione, la dirigenza scolastica, no, del proprio territorio, che si interfaccia con l'ufficio ufficio sociali di un comune, no? Quindi con l'assessorato ai servizi sociali, eccetera. Credo che dei bei segni ci siano molto più che in passato, forse anche proprio perché oggi la società più frammentata, più eterogenea ci spinge anche ovviamente a interfacciarci di più con questi enti che comunque in qualche maniera si occupano della formazione, dell'educazione dei nostri ragazzi. Poi tutela dei minori ovviamente vuol dire non solo l'attenzione, perché subito, se tu parli di tutela dei minori, andiamo subito a pensare, no, quello che è lecito fare, quello che non si può fare per non violare la privacy, quello che bisogna stare attenti a tutte le dinamiche, no? Quindi un ragazzino, se lo tocchi sulla testa, potrebbe essere già un pericolo, no? Perché oggi subito, cosa hai fatto? Hai toccato un bambino? Eccetera. Quando uno magari lo fa con la più grande spontaneità e lungi da altri fini. Ma tutela dei minori vuol dire anche, ecco, chiederci onestamente, tutti coloro che hanno una responsabilità, e credo che ce l'abbiamo tutti, perché anche uno che non ha figli, il parroco, ma anche un laico che non ha figli, ha comunque una responsabilità verso i piccoli o no? Perché comunque i piccoli, i giovani ti guardano, ti vedono quando tu sei al lavoro, quando tu vai per strada, quando tu sei al bar, eccetera. Tu non avrai dei figli, ma tu stai dando un esempio a quei piccoli che tu hai attorno, o no? Certo. Quindi credo che tutela dei minori sia una cosa da tenere sempre più aperta. Non è solamente la legge in senso stretto, che cosa è lecito fare, che cosa non è lecito fare, qui ci si deve comportare così, ma anche tutela dei minori, secondo me, che cosa offriamo ai nostri giovani, che testimonianza diamo, anche se non sono un educatore in senso stretto, io cittadino, che testimonianza do dal linguaggio che uso in un locale pubblico. Perché quanti è che parlano del linguaggio? Oggi si è permesso tutto, mi pare che sui media assistiamo a dei programmi televisivi dove la volgarità, il torpiloquio è all'ordine non del giorno, all'ordine del minuto. Ecco, a me pare che per forza i nostri ragazzini usano un certo linguaggio e sono così volgari. Perché? Perché è la testimonianza che hanno raccolto. Quindi tutela dei minori ha veramente, secondo me, da tenere, deve tenere uno sguardo molto. Non è semplicemente una questione di legge e quindi non posso fare una cosa, vengo punito se faccio un'altra cosa. È anche, soprattutto, parte dalla testimonianza. Che cosa offriamo da vedere ai nostri giovani? Che cosa offriamo? Allora andiamo a vedere e anche a sentire soprattutto cosa ha detto il nuovo Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, proprio per quanto riguarda questi temi così delicati, le fragilità. E cosa ha chiesto? Ha chiesto un psicologo del territorio. Andiamo a sentire una proposta di legge. La salute mentale dopo il Covid è diventata un'esigenza sempre più sentita soprattutto dai giovani, ma anche da tanti anziani che vivono in solitudine o persone che per varie ragioni si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità. Il presidente della Regione Veneto, Stefani, ha presentato una proposta di legge per l'istituzione dello psicologo territoriale. È una figura che lavorerà a stretto contatto con i medici di medicina generale e sarà integrato nelle case di comunità. Il servizio, sostenuto con i fondi della sanità regionale, sarà organizzato da ogni ULSS a livello di distretto sanitario e integrato con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali. Grazie allo psicologo territoriale dobbiamo contrastare il disagio giovanile, dobbiamo dare risposta alle tante necessità di disagio psicologico che troppo spesso poi arrivano al medico di medicina generale o addirittura in pronto soccorso,
e insieme dobbiamo fare un lavoro integrato sulla salute mentale in Veneto. Nello stesso progetto di legge è prevista l'istituzione di un osservatorio sulla salute mentale per monitorare la situazione. Questo servizio, secondo la Regione, oltre a benefici per la salute dei cittadini, porterà anche dei vantaggi dal punto di vista economico. Prevenire il disagio, riuscire a intercettarlo precocemente consentirà di ridurre la spesa sanitaria grazie alla diminuzione degli accessi impropri al pronto soccorso e alla riduzione dell'uso di farmaci. Allora, Don David, cosa ne pensa questo uomo, questo giovane uomo che ha capito l'importanza della salute pubblica, parlare di salute mentale, di prevenire, perché prima di curare bisogna prevenire, le case di comunità anche gestite in maniera diversa, prego. Ma mi pare una proposta questa della nostra regione, della nostra amministrazione regionale, positiva, buona. Ecco, certamente può aiutare. Ecco, poi non basta istituire sicuramente lo psicologo di territorio, bisognerà certamente anche in qualche maniera farlo conoscere, che si agganci a tutte quelle che possono essere, no, coloro che presidiano il territorio, no? Quindi ecco, penso ai vari assessorati ai sociali, eccetera, perché ovviamente una figura così deve muoversi e deve avere anche, le chiamo dei puntelli, degli aiuti per raggiungere queste situazioni di difficoltà. Però mi pare una buona idea. Livio da Padova, ciao caro Livio, prego. Ciao e un saluto cordiale al Don di cui non vi ricordo il nome. Don David Berton. Ecco, sì, è un nome, sì. Ecco, senta padre, io sono un anziano, 82 anni circa. E ho perso la mamma che avevo 2 anni. È stata per me una perdita grave e ci penso spesso e dico, ma io non è che sia un gran credente, però diciamo, secondo lei la mia mamma dal cielo esce senza star qui a raccontarle chi sono, qual è stata la mia vita, eccetera. La mia mamma dal cielo mi protegge. Ecco, buona Pasqua e grazie. Caro Livio. Bellissimo, grazie. La ringrazio, contraccambio gli auguri di Pasqua. Ma certo, le dico una risposta diretta e certa. Certo che sua madre l'ha protetta e credo che davvero, ecco, quando anche una mamma viene a mancare, perché nella vita succede anche questo, è la vita di sempre, può succedere anche questo, io credo che una madre dal cielo si fa ancora più carico di quando non è a terra, perché quando è in mezzo a noi magari dice, beh, posso affidare mio figlio anche ad un insegnante, posso affidarlo a qualcun altro. Quando è in cielo si dedica esclusivamente ai figli. Io le dico, le contraccambio la confidenza, anch'io ho perso relativamente presto mia madre, nel senso che è morta giovane, però io le confesso, ma non entro in merito perché non è né l'ambito né il momento, non c'è il tempo, però le confesso che più di qualche occasione io ho avuto la percezione chiara, netta, distinta che ci fosse stato l'intervento dal cielo di mia mamma a proteggermi, a suggerirmi, a indicarmi in quel momento la scelta, la strada giusta. E ripeto, la prenda così perché non mi pare il caso di entrare in merito e raccontare cose personali, però posso dirle che è vero, è vero. Allora Don David, invece le racconto un'altra storia che ho sentito proprio recentissimamente di questo uomo che mi ha detto, sai Mirella, questa notte o prima mattina ho sentito un profumo di rose incredibile, proprio un profumo intenso di rose. Io mi ricordo la mia adorata nonna che mi diceva, quando si sente questo durante il sonno, durante la notte, oppure sei sveglio e lo senti, è la Madonna che sta passando. Era il famoso detto, io me lo ricordo benissimo questo. E ho detto a questo ragazzo, a questo uomo, sai, è passata la Madonna vicino a te. E lui mi ha detto, io penso la mia mamma adorata che è mancata appunto a questo uomo, e lui ha detto, sono convinta che era la mia mamma. Infatti la Madonna è la mamma di tutti.
di tutte. Allora, questi famosi ricordi che noi abbiamo, questi profumi che ogni diversamente giovane ti spiegava, erano i nonni, quello che manca ai ragazzi di adesso. Ecco, sai nonna, mi sveglio, ho sognato questo, e loro ti dicevano subito il sogno, quello che avevi, era bellissimo, perché, e se era brutto ti dicevano no, è meglio che non ti dica niente, va bene così. Ecco, ti proteggevano anche, però capivano il sogno che avevi fatto. Questa è una storia bellissima, è una cultura che noi abbiamo avuto la fortuna di avere, che questi ragazzini purtroppo non hanno, questo ascolto di questa persona che era fondamentale. Prego. Ma io parto, i grandi santi e maestri della spiritualità fin dai primi secoli del cristianesimo hanno sempre sottolineato un aspetto importante, che noi siamo certamente un soma, un corpo, siamo una psiche, quindi una mente che ragiona, un'intelligenza, eccetera, ma siamo anche un pneuma, cioè siamo anche uno spirito che è quell'elemento divino dentro di noi e che è stato posto dentro di noi, dentro il nostro corpo, dentro la nostra psiche, dono di Dio, e che rimane sempre in contatto con Dio. Quando noi percepiamo anche, penso in alcune occasioni, come può essere un sogno, come può essere, oppure anche durante una celebrazione della nostra fede, una preghiera, eccetera, percepiamo quel coinvolgimento maggiore, è proprio un momento di spiritualità forte. Secondo me è questo che dobbiamo far riscoprire ai nostri giovani, che siamo fatti anche di questo, dove anche c'è, e tutto è sotto, direi, una atmosfera di grande riservatezza. Però ecco, a me non piace, infatti prima ho detto non scendo nei particolari anche della mia, perché sono esperienze assolutamente personali. Questo lui dice ho sentito un profumo di rose, si parla, sì, io ci credo che sia così per quella persona, ma perché è l'esperienza di quella persona. Quando noi vogliamo aprirle, portare, come dire, una comprensione razionale e umana solo di questi fatti, li roviniamo. Deve rimanere un'esperienza personale e ognuno ha la propria, a mo' della propria sensibilità e a mo' anche delle esperienze che ha vissuto. Cos'è la preghiera, Don David, nel 2026? Ecco, come è vista la preghiera? I giovani pregano, Don David, lei ne incontra parecchi, abbiamo questa Caritas soprattutto, dove veramente la diocesi anche di Treviso, non solo, dove voi avete veramente tantissimi giovani che vi seguono. Ecco, come vede? Cosa dicono questi ragazzi che veramente vivono anche la preghiera con voi? Prego. Ecco, io credo che oggi la preghiera è troppo confusa con semplicemente la richiesta. E anche qui io mi rifaccio a quella che è la tradizione della Chiesa, la tradizione proprio cristiana fin dalle origini, dove la preghiera prima di tutto nasce come come relazione instaurata con Dio. E quindi quando io devo instaurare una relazione con qualcuno, che cosa faccio? Mi metto in ascolto. Abbiamo perso. La preghiera oggi è, me lo testimonierai tu, dire delle formule, chiedere qualcosa, se poi quello che io chiedo non è soddisfatto, non è realizzato, la mia preghiera non ha valso niente. Se stiamo su questo piano non abbiamo capito niente della preghiera. La preghiera è entrare in una relazione con Dio, dove prima di tutto ricordiamoci, l'esperienza del Dio cristiano è quella di un Dio che parla all'uomo, non dell'uomo che parla a Dio. L'uomo semmai risponderà dopo che ha parlato lui. Allora credo, finché non entriamo nella mentalità che prima di tutto la mia preghiera è creare il silenzio, lo spazio, perché quel Dio che è dentro di me e che mi parla attraverso la sua parola possa dirmi, quindi mi lascio comunicare da Lui, mi lascio dire qualcosa, mi lascio illuminare da Lui,
credo che difficilmente comprenderemo la preghiera cristiana. È questo che stiamo perdendo. Ma pensi anche il fatto di altre forme di preghiera che alle volte qui i giovani si parlano, no ma io prego anche in mezzo alla natura, prego, ecco, anche questo, ma se tu fai attenzione, come parte anche quel tipo di preghiera, che io non disdico, anzi, tante forme sono, anche stare in mezzo alla natura può favorire tantissimo la preghiera, ma in realtà cosa stai facendo? Stai facendo silenzio e cominci a ascoltare, che ne so, i rumori del bosco, i rumori delle fronde degli alberi, gli uccelli che cantano, eccetera. Non ti metti forse in ascolto? Ah sì. Don David, però un qualcosa si potrebbe fare per catturare di più questi ragazzi all'interno delle chiese. Ad esempio a loro piace molto la musica. Io ho dei ricordi bellissimi quando entravi in chiesa, c'erano questi ragazzi che suonavano le chitarre, che cantavano. Manca molto. Ci sono ancora, sì. Sì, ma io non devo essere fortunato, secondo me, ad avere quel padre, quella chiesa. Dovrebbe essere una cosa che si trova un po' dappertutto. E invece anche qua, Don David, si fa fatica a trovare, entrare in una chiesa e magari essere accolti da questo bellissimo coro di ragazzi che suonano anche questi strumenti. Certo, poi Mirella, sai, non è che non so se la domanda è rivolta strettamente alla figura del parroco, del prete, che posso essere io, nel senso che proprio il prete deve anche trovare persone disponibili. Io nelle mie comunità io ringrazio sempre, c'è gente che si impegna, si dà da fare per animare, ci sono gruppi più, chiamiamoli giovanili, perché suonano con la chitarra e altri strumenti, ci sono gruppi più classici, ma che sta bene anche quello, perché suonano, magari accompagnano il canto con l'organo, ma sicuramente poi sai, se non c'è la materia prima, se non trovi i musicisti, se non trovi chi si impegna... li troviamo. Senta Don David, la parola accoglienza, cos'è la parola accoglienza? Lo diciamo prima di fare la benedizione, se mi danno anche il tempo, così ci organizziamo, che ora finisco per cortesia, così riesco a fare anche la benedizione, perciò dobbiamo dare subito la benedizione, perché non abbiamo più tempo. Bene, prego Don David. Ecco, io premetto, Mirella mi permette che voglio estendere questa preghiera, questa benedizione che faccio a tutti i nostri telespettatori e alle persone soprattutto che hanno più bisogno in questo momento, bisogni fisici, psicologici, spirituali, chi vive la solitudine, la malattia, ecco, i nostri anziani che sono nelle case. Non sentitevi soli, l'ho sentito dire anche prima dall'avvocato. Andiamo alla preghiera. Andiamo subito. In questo giorno santo, giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del male. Dio che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del suo Figlio, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Voi che celebrate la Pasqua del Signore possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. La benedizione di Dio scenda su tutti voi, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E auguri di una serena Pasqua a tutti i vostri cari e alle vostre famiglie. Grazie Mirella. Grazie Don David Berton e adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao grande famiglia di Veneti Schiacciati, oggi siamo a Padova e stiamo per entrare a Palazzo Moroni dove ci attende l'assessore Nalin. Andiamo! Allora assessore Marta Nalin, intanto grazie di averci ricevuto, lei sa che io sono qua per un caso particolare di un'estrema delicatezza e spero che lei veramente mi aiuti perché c'è una minorenne di mezzo e io cercherò di mettersela tutta perché lei ha chiesto aiuto, forse anche più della mamma. Cosa dice assessore? Beh, innanzitutto ringrazio voi per questo servizio che fate. Sicuramente è utile anche per il comune sapere che ci sono delle realtà sul territorio, su tutto il territorio, che si prendono a cuore situazioni difficili, segnalano e con i loro mezzi cercano di aiutare. Quindi sicuramente questo innanzitutto per ringraziarvi. Assessore Nalin, questa mattina ha chiamato un papà a Sveglia Veneti
dicendo non è giusto portare via i bambini a un papà o una mamma che non ce la fanno ad aiutarlo a crescere per vari motivi. Un bambino mi ha scritto: io farò il bravo di più perché io voglio ritornare a casa, ma questo bambino non è ritornato a casa e non mi sembra di aver conosciuto 2 genitori con altri 2 figli grandi, bravissime ragazze, che era proprio un motivo per togliere questi. 2 ne hanno tolto, Assessore. Non lo trovo giusto, Assessore. Dobbiamo lavorare, secondo me, di più sulla famiglia, aiutare la famiglia, non togliere i bambini, indipendentemente dalla situazione. Però questo non viene fatto, Assessore, e si spendono tanti soldi per le case e famiglie, perché costano al giorno più di 100 euro. Allora, il lavoro grande sulle famiglie che viene fatto è un lavoro importantissimo che ha proprio questo obiettivo, quello di mantenere i legami familiari. E quando si arriva a prendere una decisione tragica come quella di allontanare i bimbi alla propria famiglia, è una decisione che viene assunta con un provvedimento del Tribunale. Questa mattina sono stata dall'assessore Marta Nallin, che è l'assessore sociale del comune di Padova. Noi ti avevamo promesso che avremmo fatto di tutto per aiutarti, così è stato, così è, perché oggi sono qua, perché il tuo caso è stato commovente, nel senso che tu hai detto: io non ce la faccio andare avanti così, io ho una figlia con dei problemi, ho uno sfratto che mi sta sulle spalle, fra poco arriverà, non ce la faccio col lavoro che faccio a mantenere la famiglia, perché lavoro pochissimo e perché la sera devo stare a casa con mia figlia perché ha dei problemi naturalmente, e io cosa faccio? E hai chiesto aiuto. Allora, cosa vuoi dire? Beh, innanzitutto ti ringrazio, Mirella, perché sei l'angelo dei capelli rossi, secondo me. E niente, io spero appunto che questo colloquio che tu hai avuto con l'assessore mi dia una mano a me e mia figlia, anche perché, ripeto, io faccio un lavoro di 4 ore tramite una cooperativa, mi pagano pochissimo, e quindi sono spaventata di tutto quello che mi può arrivare. Il fatto che tu mi dai un sostegno per me è veramente una manna dal cielo, perché non voglio piangere. E comunque ecco, io spero di risolvere perlomeno un minimo indispensabile dei miei problemi, questo sì, e mi auguro di riuscire a trovare un lavoro, veramente un lavoro con la L maiuscola, a tempo indeterminato, di almeno 6-7 ore dalla mattina al pomeriggio, in modo che possa, diciamo, mantenere me e mia figlia il minimo indispensabile. Cosa vuol dire trovarsi in queste situazioni? Tu sei ancora giovane, hai una bellissima figlia, bellissima, però con problemi. Cioè, cosa vuol dire affrontare la vita tutte le mattine, tutti i giorni, e sapere che non è così semplice sbarcare il lunario, ma soprattutto arrivare a sera? Vuol dire piangere tanto, Mirella, vuol dire piangere tanto, e vivere con la paura. Ma la paura di cosa? Di non farcela. Ma tu devi farlo per tua figlia, perché tu sai che tu sei lo specchio. Sì, ma quando ti vedi arrivare le bollette, luce, acqua, gas, poi c'è il bollo della macchina, poi c'è l'assicurazione, e tu non hai entrate. Io, infatti sì, sono viva per mia figlia, perché veramente... Quanto bene vuoi a questa ragazza? È la mia vita. Allora, Giuseppina, questo è l'assegno della grande famiglia dei Veneti Schiacciati, che io ti consegno perché so che ne hai veramente bisogno, specialmente dopo questo lutto. Cosa vuoi dire, Giuseppina? Grazie mille, Mirella, io veramente non ho parole, siete veramente degli angeli. Io ho detto anche a mia figlia, Mirella è l'angelo dai capelli rossi, e tutti quelli